Buon pomeriggio, benvenuti, una puntata speciale del Punto dedicata alle elezioni amministrative 2026. 71 comuni nell'isola cambieranno o confermeranno, insomma, le amministrazioni comunali uscenti, un quinto degli elettori siciliani chiamati alle urne. Insomma, una tornata elettorale che ha delle curiosità che noi ovviamente cerchiamo di seguire, anche perché ci potrebbe essere qualche scossa di assestamento tra le formazioni politiche. Sono le 15 in punto, quindi in questo momento si sono chiuse le urne, si è votato da ieri fino a oggi appunto alle 15, adesso comincerà lo spoglio per vedere, insomma, per capire chi vincerà queste elezioni. Ovviamente, come sempre, le nostre maratone elettorali cominciano e avranno uno sviluppo che vedremo, insomma, anche in base ai risultati. Si alterneranno in questo studio tanti ospiti. Intanto saluto il più puntuale di tutti, certamente Fabio Mancuso, sindaco di Adrano e coordinatore, insomma, di Grande Sicilia, il Movimento per l'Autonomia, uno che, diciamo, le elezioni le maneggia con una certa dimistichezza e con una certa agilità. Benvenuto Mancuso. Buon pomeriggio a voi. Allora, insomma, adesso inquadreremo le partite più importanti. Certamente le partite, insomma, che si guardano con maggiore attenzione sono quelle dei capoluoghi di provincia. Si vota in 3 capoluoghi di provincia in Sicilia. Una è Messina, l'unica città metropolitana in Sicilia chiamata alle urne, quindi là, insomma, si testerà intanto il peso del sindaco uscente che, lo ricordiamo, si è dimesso anzitempo per poi ricandidarsi, quindi una manovra politica per prendere tempo e spazio in vista delle prossime regionali. Ovviamente l'attenzione è tutta puntata su Cateno De Luca e sul centrodestra di Matilde Siracusano. Poi un'altra partita interessantissima, vedo collegato da Agrigento Ismaele Lavardera, deputato regionale, che lì insomma, potrebbe sparigliare le carte con il suo candidato, il candidato di controcorrente, che, insomma, in un centrodestra litigioso, in un centrosinistra che si fa le ripicche, lui si è messo in mezzo con il suo candidato che secondo, insomma, tutti i sondaggi prevoto poteva avere strada insomma, per la vittoria. Vedremo anche lì come andrà a finire con appunto Michele Sodano, sostenuto anche dal Partito Democratico e da Casa Riformista. Poi vedo Messina collegati. Intanto Mancuso, inquadriamo intanto subito la situazione di queste elezioni. Insomma, abbiamo detto le partite più interessanti, certamente Messina, un po' di comuni nell'area catanese, perché quelli sono quelli che poi andranno, no, a dividere il bacino elettorale in vista appunto delle prossime elettorali, per questo quel deputato. E aggiungerei tanta confusione sia nel centrodestra che nel centrosinistra, e una novità elettorale che è il debutto delle liste di Ismaele Lavardera, che naturalmente è presente in diversi comuni con una campagna elettorale che naturalmente ha dato anche dei dati di ex poll diciamo qualche mese scorso, ma io direi che più che un dato elettorale qui ci sono forze che guardano all'interno dei partiti e dove si designerà quello che può essere per le prossime elezioni regionali una visione che qualcuno dovrebbe prenderne atto di quello che succederà, perché ci sono responsabilità non indifferenti partendo dalla città di Enna e passando da Agrigento, soprattutto nel centrodestra, dove la Lega sotto mentite foglie si è presentata con il sindaco di Crisafulli, che non si comprende se è del PD oppure non è del PD, e dall'altro lato ad Agrigento c'è una presa di posizione sempre della Lega insieme all'ex DC di una posizione che fa male al centrodestra. E queste sono le partite interne, insomma, alle coalizioni. Allora, Ismaele Lavardera, benvenuto. Insomma, che aria si respira lì? È ovviamente un cauto ottimismo, i seggi si sono appena chiusi, certamente la nostra presenza sia a livello di lista ma come un candidato unito del campo progressista
può dare assolutamente uno scossone importante. Si guarda non soltanto il dato certamente di Agrigento, ma ci sono anche tanti comuni, Ribera, Raffadali, dove noi siamo presenti, ma nel resto della Sicilia. Agrigento, e qui diciamo è la partita forse più folle che abbiamo l'illusione di giocare, perché siamo a casa di dinosauri della politica della primissima ora, e quindi mi permetto di dire, qualcuno mi aveva pure sconsigliato di partecipare alle elezioni amministrative dicendo: ma chi te lo fa fare, il voto di opinione in queste elezioni non funziona, non vale. Eppure piano piano oggi autorevoli istituti di sondaggi dicono che noi possiamo essere serenamente in partita, e io insomma sono fiducioso addirittura in una possibile vittoria al primo turno. Ma se non dovesse succedere, comunque certamente non ho dubbi che ad Agrigento siamo noi gli sfidanti al ballottaggio. Allora, Agrigento, anche qui piazza interessante, se non altro per una concomitanza di poteri forti che insomma fanno di questa provincia un centro di interesse politico. È la provincia di Cuffaro, è la provincia dell'ex assessore all'energia, decano dei deputati regionali dell'MPA, Roberto Di Mauro, che è in partita, è la provincia di un altro deputato di Forza Italia molto forte che è Gallo Afflitto, è la provincia, me ne sto dimenticando tanti, è la provincia Margherita Roccaruvolo, di Margherita Roccaruvolo, è la provincia anche dell'assessore al territorio, Savarino. Insomma, sembra piccola, però insomma dentro c'è tutto. Raffadali, tra l'altro, c'è anche una partita aperta, no? Lì guardo anche Ismaele Lavardera, perché si è candidata la nipote di Totò Cuffaro. Insomma, questa è una partita nella provincia di Agrigento. Mancuso. Ma intanto c'era un sondaggio che, per esempio, il Movimento per l'Autonomia veniva dato dalla Sicilia qualche settimana fa tra l'1 e il 3%. Io naturalmente, come è solito fare, qualora il dato sia diverso dall'1 al 3%, qualcuno deve cambiare mestiere, perché ha voluto naturalmente influenzare l'elettorato, ma ogni volta sistematicamente il Movimento per l'Autonomia viene dato a dati percentuali inesistenti, e quindi non si vuole fare un sondaggio serio su quelle che sono le proposte. Devo dare ragione a Mancuso, No, ma non è questo il mail. Ma perché i sondaggi in questi casi premiano ovviamente i partiti che hanno un'espressione di opinione, il voto strutturato, quale può essere la DC o l'MPA o partiti un po' più strutturati. È complesso andarli a sondaggiare e dare, diciamo, una caratteristica. Anch'io non credo che l'MPA da Agrigento si attesterà attorno al 3, sono convinto che cercherà ovviamente di superare lo sbarramento, su questo dubbi non ne abbiamo. Ecco. Allora, benvenuto anche al deputato regionale di Fratelli d'Italia, Dario Daidone, che è un altro che si sta giocando le sue partite nelle amministrative, almeno in provincia di Catania. Benvenuto Daidone. Insomma, abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quelle che sono, insomma, almeno a livello di opinione pubblica, le partite più importanti. Diciamo, ovviamente tutti gli occhi sono puntati su Messina, perché Messina potrebbe certamente decidere, insomma, anche un po' le sorti, le direzioni delle prossime elezioni regionali con Cateno De Luca. Poi c'è la partita di Ismaele Lavardera che si sta giocando ad Agrigento con un candidato molto forte, e poi ovviamente il ritorno ad Enna di Mirello Crisafulli, tra l'altro osannato, insomma, anche lì al momento della sua candidatura. Poi ci sono tante partite aperte anche a Catania, dove, dicevamo, ovviamente è una questione di posizionamento, diciamo, di Basile 51-55, Scurria 27-31. Arrivano subito i primi exit poll. Allora, se fosse così, ovviamente, cioè, era nelle previsioni, però insomma lì c'è tutto un ragionamento da fare. Allora, intanto Daidone. Se fosse così, questa è la prima cosa da dire, perché tutto ciò che arriva in questo momento è molto frastagliato, quindi molto poco attendibile, perché poi le indicazioni ci sono. La situazione è molto variegata un po' da tutte le parti, in tutta la Sicilia. In questo momento parliamo solamente di affluenza, che credo di poter aver confermato che è stata, diciamo, qualche punto più in basso rispetto alle ultime, che è un dato negativo. Io lo dico al di là delle vittorie.
questa disaffezione che si ha nei confronti della politica e dell'amministrazione locale, che poi è quella più a contatto dei cittadini rispetto a quella che possiamo fare a livello regionale, a livello nazionale, è un elemento veramente su cui riflettere, perché la gente si viene distante dalle cose che avvengono nelle case del comune, dalle azioni degli amministratori, ed invece dovremmo puntare a far capire che ciò che avviene va monitorato, controllato, seguito, vanno resi i giusti input a chi amministra, perché i servizi vengano resi nel modo migliore possibile, perché ci sia questa corrispondenza tra chi viene amministrato e chi amministra. Ma questo, ripeto, è un ragionamento che riguarda tutti. Poi, in particolare nel catanese, ovviamente, mi è sembrato di capire che i comuni più vicini, almeno dai dati che avevo fino a ieri sera, anche stamattina, i comuni più vicini alla città metropolitana hanno un indice inferiore, mentre quelli più lontani, che sono più legati in qualche modo alla popolazione indigena, meno avvezza allo spostamento, hanno invece una presenza e un indice maggiore rispetto alla presenza nella votazione. Cosa avverrà? Onestamente non lo so, avessi la palla di vetro, dico, avrei già previsto tutto, però devo dire, per quello che mi riguarda, dico, in tutti i comuni alle votazioni abbiamo fatto un lavoro di manifestazione dell'attività svolta e di quella che vorremmo svolgere, che non è cosa amministrare, qua c'è un sindaco importante che è molto bravo, amministrare è la cosa più difficile in assoluto, con bilanci asfittici, procedure amministrative che spesso vincono in modo eccessivo e con un allungamento dei tempi burocratici infiniti, con la popolazione invece attende risposte immediate, subitanee rispetto alla dimostrazione di criticità. Amministrare è veramente ci vuole una grande passione per affrontare una competizione del genere, che è la competizione con l'amministrazione. In bocca al lupo tutti quelli che verranno, ma ce ne vorranno di in bocca al lupo, perché è veramente complicato. Allora, vediamo, abbiamo parlato delle nostre piazze, abbiamo già qualche collegamento aperto, vado subito a Messina dove c'è il nostro Francesco Triolo, che credo si trovi al comune per questa prima finestra. Ciao Francesco. Sì Luca, buon pomeriggio dal Palazzo Zanca, Salone delle Bandiere, qui che è stata allestita la sala stampa, dove in questo momento naturalmente non c'è nessuno perché i seggi sono stati chiusi proprio da pochissimi minuti. Più tardi scenderemo qui giù, che c'è il seggio numero 1, che è un po' il seggio storico di riferimento. Nel tabellone alle mie spalle c'è l'affluenza riferita al dato di ieri sera, con 9 punti percentuali in meno rispetto alle ultime amministrative, ma allora si votava soltanto nella giornata di domenica e quindi ancora manca il dato definitivo. Come hai detto tu, gli exit poll che sono stati diffusi subito dopo la chiusura delle urne parlano di un Basile tra il 51 e il 55%, di uno Scurria, il candidato del centro-destra, tra il 27 e il 31, e la candidata Antonella Russa del centro-sinistra tra il 13 e il 17%. Quindi in questo momento, stando agli exit poll, si profilerebbe una elezione al primo turno per Federico Basile, a conferma dei 4 anni di mandato precedenti e poi dei 4 anni precedenti ancora di Cateno De Luca. Dicevi tu, Messina è una piazza importante per quanto riguarda anche gli equilibri regionali, perché in caso di successo non solo nella città capoluogo ma anche a Barcellona, a Milazzo, dove ci sono in gioco alcuni equilibri particolari tra centrodestra, centrosinistra e il sud chiama nord, e a Giardini Naxios magari De Luca può spingere un po' di più sulle richieste per le prossime regionali. Allora là, Francesco, aspetta, ti interrompo, perché là ci sono altre partite interessanti. Stiamo parlando di vere e proprie cittadine: Barcellona, Pozzo di Gotto, Milazzo, la stesso Giardini, che è strategica, dove c'è il candidato di De Luca, ma lì ci sono il deputato Tommaso Calderone, c'è Pino Galluzzo, altro deputato regionale, insomma, che hanno partecipato direttamente alla partita. Lì, come dicevamo, no? Guardo Mancuso, guardo anche Lavardera collegato, guardo Daidone, insomma questo è un test, diciamo uno stress test importante per le ambizioni dei vari personaggi politici, no? È chiaro che il posizionamento e il risultato elettorale, ora al di là delle vittorie, fotograferà una presenza territoriale da un punto di vista politico che avrà un suo rilievo. Per cui è una partita che si giocava prima di tutto ovviamente sulle amministrazioni, ma con un riflesso verso il futuro non indifferente. C'è certamente una separazione di influenza tra la parte ionica e la parte tirrenica, per cui c'è una situazione diversa.
Però chiaramente le partite sono molto aperte, chiaramente De Luca era molto concentrato in modo forte su Messina, giustamente devo dire anch'io, ma anche negli altri comuni ha fatto la sua buona campagna elettorale come sa fare lui, quindi sempre sul pezzo, così come i nostri che hanno ovviamente supportato le candidature importanti nei vari comuni anche rispetto a quello che era già stato fatto e quindi all'attività svolta in passato. Ora io non lo so come finirà, però anche la Verdera si potrà scambiare una carta importante, no? Questa è la prima sua apparizione, diciamo, da movimento regionale, tra l'altro tutto certo. Fatto ovviamente, probabilmente neanche lui si è reso conto di quest'onda. Aspetti che non la sentiamo, la Verdera, un attimo. Prego. Dicevo, è la prima volta, dopo appena un anno dalla nostra nascita, che noi ci affacciamo al voto, al di là dei sondaggi, finalmente la gente vedrà, ovviamente in un voto che è complesso, quello delle amministrative, come dire, il risultato del nostro momento, il peso. E dico di più, noi non veniamo da un sindaco uscente da Agrigento, quindi il dato è ancora più importante, con tutto il rispetto per Messina, cioè Messina la partita era quasi già scritta, ad Agrigento nessuno avrebbe mai creduto fino a poco tempo fa che noi potessimo addirittura guardare alla vittoria. Aspettiamo i dati ovviamente con cautela e moderazione, però con tutto il rispetto a livello regionale il dato di Agrigento è quello che farà, mi permetto di dire, più scruscio, non perché sono coinvolto in prima persona io, ma perché il risultato è stato un capovolgimento come dire, di fronte, con tutto il rispetto per altri comuni dove si è dato al voto. Devo dire, prego, Mancuso, devo dire che poi ci sono realtà, insomma, strane. Ma cosa faranno sia Ismaele sia De Luca? Che il problema, Ismaele sembrerebbe che è candidato alla presidenza della regione in solitaria ad oggi, mentre De Luca sta aspettando i risultati per poi ragionare su quale coalizione andare, e non credo che farà un accordo con Ismaele, almeno da quello che ascoltiamo nelle dirette mattutine che ci regala. Quindi rispetto a tutto questo il risultato sarà un risultato amministrativo e poi ci sarà l'abilità di ognuno di loro vedere quale può essere la proposta regionale, che è molto più complessa rispetto alle amministrative, perché indovinare un candidato in un comune, dice bene Ismaele, su Agrigento hanno fatto un buon lavoro, hanno scelto un candidato sicuramente credibile, un candidato che può amministrare, cosa diversa è invece la battaglia per le regionali e soprattutto le coalizioni che si devono confrontare. Quindi io naturalmente parlo di casa nostra, noi dobbiamo fare un ragionamento che riguarda il centrodestra, quello che è successo in queste elezioni comunali, come ci siamo seduti in un tavolo che certamente non ha portato buoni risultati, dove ognuno è per conto proprio, dappertutto. Ma è sempre stato così, queste amministrative? No, non è sempre stato così, perché quando si è trattato di lavorare per la città di Catania lo abbiamo fatto con grande serenità e abbiamo vinto, lo stesso per la città di Palermo, lo stesso per il risultato di Enna la scorsa volta. Mi pare che invece questa volta proprio sui due capoluoghi di provincia che erano fondamentali, quello di Enna e di Agrigento, si è voluto... La spaccatura, certo, sì, peserà. Assolutamente. C'è poco da fare. No, ma lo dico politicamente, in modo che poi, considerato che si richiede la convocazione del tavolo di centrodestra, perché c'è stato un voto d'aula che non è piaciuto a qualcuno, anche se le dichiarazioni sono state sempre chiare e palesi. Il tavolo di centrodestra si può riunire, ma si deve riunire su quelli che sono i fatti politici, i fatti partitici e naturalmente le scelte fatte anche con queste amministrative. Allora, apriamo intanto la nostra finestra in diretta su Enna, dove c'è il nostro collega Salvo Caracciura. Lo vediamo, lo stanno microfonando, quindi chiedo anche alla regia se abbiamo l'apertura del collegamento anche su Agrigento, dove diventa tutto interessante anche dall'altro lato, con Luigi Gentile che è di fatto il candidato del centrodestra. Ismaele Lavardera chiama, che c'è?
No, mi stavo offendendo perché pensavo che ti fossi collegato ovunque se non venivi ad Agrigento. No, adesso ti sei ripreso in calcio d'angolo. No, guarda, la partita ce la guardiamo tutta. Voi siete però anche... sei andato dal candidato che perde, quindi non so... ma sono anche da voi, no? Insomma, che dite che siete quelli che vincenti. Fammi scherzare. No, voglia. Ripeto, lo dico anche ai nostri telespettatori, le amministrative, diciamo, sono provanti, no? Davidona, lei che se le fa... Sono provanti, però sono un veicolo verso ciò che avverrà dopo, diceva bene il collega Mancuso. Sono provanti alla ricerca anche del consenso, dell'armonia dei gruppi, del territorio. Sono indicatori. Metti assieme tutte queste teste. Ma tutte queste cose, dico, in questi prossimi 6 mesi che ci saranno, che saranno 6 mesi complessi, ma anche di posizionamenti, perché arriveremo praticamente alle elezioni regionali con un tiro di schioppo. Nel frattempo avremo tutta una serie di attività parlamentari, ma è chiaro che questo risultato diventa importante per De Luca, come diceva prima il collega Mancuso, ma anche per il collega Ismael, che ovviamente ha l'autorevolezza dei risultati della sua attività per poter chiedere di essere riferimento diciamo, del campo largo, se qua in Sicilia si può parlare di campo largo. E di altri che comunque vorranno capire bene come proseguire sulla base di programmi, sulla base di cose da fare, sulla base delle cose fatte o fatte parzialmente, quindi diciamo, il meccanismo è molto complesso. Io credo che il tavolo a cui faceva riferimento poc'anzi Mancuso debba occuparsi di tante cose, anche guardando un attimo a quello che è successo prima, per vedere quello che succederà dopo e cercare di restare molto in linea. Allora, abbiamo Enna probabilmente, vediamo se adesso la sentiamo. Allora, ciao Salvo Calasciura. Sì, buon pomeriggio Luca, bentrovati a tutti. Come dicevate da studio, siamo in diretta dal comitato elettorale di Vladimiro Crisafulli, ex senatore, ex deputato regionale e considerato uno dei candidati favoriti nella corsa per quanto riguarda la carica di sindaco del capoluogo più alto d'Italia. Insieme a Crisafulli si contendono la poltrona di primo cittadino altri 2 candidati, Ezio De Rosa, sostenuto dal centro-sinistra, e poi il civico Filippo Fiammetta. Ad Enna sono chiamati al voto oltre 25.000 elettori, si vota con il sistema proporzionale, per cui verrà eletto a sindaco al primo turno chi supererà la soglia del 40%, in caso contrario bisognerà attendere il ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Oltre ad Enna ci sono anche altri comuni che sono chiamati a rinnovare la carica di sindaco, abbiamo Nicosia, Valguarnera, Gira, Pietraperzia e Centuripe. In quest'ultimo comune abbiamo un solo candidato, si tratta dell'uscente Salvatore Laspina, unica sfida per lui il quorum, essendo appunto l'unico superato candidato. E già eletto questo, i dati sull'affluenza. Quindi questa, perfetto, bene. Superato e già eletto, quindi complimenti, abbiamo i primi sindaci. Quindi per lui una riconferma, dunque una riconferma. Aspettiamo a questo punto i dati degli altri comuni. Allora Salvo, invece ti faccio qualche domanda, perché aspetta un attimo, aspetta, ti faccio qualche domanda. Certo. Dunque, Mirello Crisafulli là non è un nome nuovo della politica, non è, diciamo, un novizio, diciamo, di queste competizioni, è uno che insomma nel territorio è stimatissimo e che ancora determina gli spostamenti di certi equilibri. Dico adesso, in questa campagna elettorale che idea vi siete fatti là ad Enna? Cioè, c'è favore nei confronti di questa candidatura? Resta sempre un punto di riferimento Crisafulli o c'è chi lo può scalzare? Assolutamente sì, quello che si percepisce e che si è percepito durante questa campagna elettorale è che c'è stato molto entusiasmo attorno alla sua figura e soprattutto c'è stata, come dire, ha catalizzato l'attenzione trasversale da tutti gli schieramenti, quindi, come dire, una figura molto importante, una figura che ancora tuttora riesce a determinare, come dicevi tu da
studio i vari equilibri, anche se la sua candidatura all'inizio è stata un po' controversa. Basti pensare che il Partito Democratico gli ha negato l'utilizzo del simbolo, nonostante poi lui abbia designato nella sua futura giunta due esponenti di spicco del Partito Democratico, un deputato regionale e un deputato nazionale. Quindi questo sarebbe, come dire, un ulteriore elemento di novità, e poi il fatto anche che evidentemente la sua elezione a sindaco potrebbe aprire nuovi scenari e nuove geometrie politiche nel campo del centro-sinistra in chiave regionale e nazionale. Chiaramente quella è sempre un'area, diciamo, che guarda con favore. C'è la Lega, io lo so che lei ce l'ha sempre con la Lega, Mancuso. È una cosa simpatica, se vince forse verrà accolto Mirello nel Partito Democratico, se perde non era il candidato del Partito Democratico. Poi c'è questo supporto della Lega con chiaramente, diciamo, una presa di posizione. Se perde se ne va nella Lega. Potrebbe essere che questa è un'altra idea, non l'avevo messo in conto, anche se devo dire che Mirello è stato uno di quei deputati, quando io da neodeputato nel 2001 ammiravo non solo i suoi interventi ma anche la sua azione legislativa, perché anche dall'opposizione riusciva a determinare tutta una serie di condizionamenti che poi naturalmente lo ha portato avanti lui in tutte le sue attività parlamentari. Quindi rispetto a questo vedremo il Partito Democratico questo tipo di gioco che ha messo in campo, poi che risultati però darà. diciamo adesso resta ovviamente padrone il voto degli elettori, però dimentichiamo che Mirello Crisafulli ha determinato anche un po' le sorti e la fortuna di quei territori dell'entroterra siciliano, soprattutto Enna, c'è l'università, diciamo il tramite, uno dei tramiti. Quando ti dicevo che ha determinato dall'opposizione nel 2001 le azioni di governo, Cuffaro, ti posso assicurare che io conosco bene gli atti parlamentari dal 2001 al 2006, è stato determinante, devo dire anche l'onorevole Galvagno, che era anche lui deputato regionale, è partita la Core di Enna ed è partita con finanziamenti assolutamente importanti, e chi è stato bravo è stato lui e tutti i suoi colleghi parlamentari che dall'opposizione sono riusciti a fare un'azione veramente meritevole per la provincia di Enna. È incisiva. Allora, io non so, avevo visto prima il collegamento anche da Bronte, chiedo alla regia, appena è pronto di segnalarmelo. Dicevo, Daidone, a Catania, diciamo, nella provincia di Catania ci sono alcune partite che diventano, come dire, interessanti anche per diciamo, come si è determinato poi, come si sono determinati poi gli schieramenti. Certamente Bronte è una di queste partite. È il comune dove ha amministrato il senatore Pino Firarello, che non è più ricandidabile, per successione, ha messo il genero Giuseppe Castiglione, diciamo, si vuole spendere, diciamo, il genero Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia, deputato nazionale di Forza Italia, ma poi c'è anche Sagnoni La Punta che, voglio dire, esprime un deputato regionale, ex assessore, Andrea Messina, che è stato sindaco in quel comune. Mascali, dove Fratelli d'Italia mi sembra non sia d'amore e d'accordo in questa situazione. Insomma, ci sono delle partite che diventano interessanti anche per la lettura politica, no, dell'elezione stessa. Allora, i comuni del proporzionale, che sono solamente due, Bronte e San Giovanni La Punta, hanno visto, diciamo così, E poi Randazzo che, sì, diciamo, c'è una sfilza di, almeno secondo l'antimafia, di impresentabili. Su 5 candidati 3 sono impresentabili, comune sciolto per mafia, lo ricordiamo. Anche lì ci sarebbe da discutere, perché per carità, sacrosante le norme, le indicazioni, i regolamenti fatti dalla Commissione. Dovremmo anche capire di cosa parliamo. Mi risulta, ma potrei anche sbagliarmi, che alcuni di questi impresentabili non sono nemmeno citati nelle relazioni di scioglimento del Comune, quindi dovremmo capire realmente quali sono le responsabilità alle quali potrebbero essere chiamati, e allora sì, ci sarebbe da pagare.
Ma al di là di Randazzo, diciamo, le due parti, i due comuni importanti sono San Giovanni della Punta e Bronte. Bronte, dove Giuseppe Castiglione, che è appunto di Bronte, quindi legittimamente aspira ad amministrare, anche con rinuncia alla, diciamo così, poltrona alla Camera, il proprio paese in cui è nato e cresciuto, in cui ha fatto attività politica per tanto tempo, e dall'altra parte ci sono delle candidature diverse anche di aree di centrodestra, perché c'è la Lega che ha una sua candidata, l'avvocato Caruso, molto in gamba, che ho conosciuto, non conoscevo, dico persona per bene, molto in gamba, molto ben voluta, e poi ci sono altre candidature, una di sinistra, Calanna, e l'altra del collega Ismaele Valdera, dell'avvocato Gullotta, che io conosco, è un carissimo amico, una persona sempre sul territorio, sempre pronto a fare le cose, a denunciare, quindi a rilevare le criticità, quindi un'altra persona molto attiva in campo politico. È chiaro, ci si confronta, è importante capire la popolazione come percepisce la voglia, la volontà, la competenza, il background professionale, tutti questi soggetti pronti a darsi per il proprio territorio. Vale per Bronte come vale ovviamente per San Giovanni della Punta, dove abbiamo anche lì una, diciamo così, non dualismo, perché c'è anche la candidata di controcorrente, ragazzi in gamba, che ho avuto modo di apprezzare, per sentito dire, quindi sì, persone in gamba, quindi anche lei legittimamente che aspira a dare un segnale a tutta la popolazione per poter dire c'è la possibilità di cambiare o comunque di optare per una soluzione diversa. Io non dico sempre il più, il meno, che ha fatto meglio, che ha fatto peggio. La popolazione si trova davanti a un'alternativa. Decido di fare una scelta piuttosto che un'altra, sperando che una sia migliore dell'altra. Alla fine c'è sempre l'interesse della comunità davanti, così come mi auguro che chiunque vinca, la prima cosa che faccia si rivolga agli altri, a quella che è ipoteticamente un'opposizione, per cercare anche di coinvolgere nel lavorare nell'interesse più generale, perché poi alla fine per le amministrazioni locali è proprio quello il problema. Certo, poi insomma, il riferimento dovrebbe essere appunto l'amministrazione locale, spesso ci si dimentica poi ci si dimentica in contrapposizioni sterili che non serve contrapporsi, perché anche l'input che arriva da una forza politica che è l'opposizione può essere un input intelligente e anche fattivo. Diceva poc'anzi l'onorevole Mancuso che Mirello Crisafulli, una persona di grandissima esperienza e grandissima competenza, riusciva dall'opposizione a proporre delle cose che non potevano non essere condivise, seppur con un percorso, con degli aggiustamenti, quello che si vuole, ma arrivavano all'obiettivo, che l'obiettivo poi è un obiettivo per l'intera comunità, non è che è l'obiettivo per il politico. Cioè lì Enna su queste questioni ha fatto grossi passi avanti, grazie a chi si è battuto anche da posizioni non di governo. Allora, abbiamo parlato di Bronte, dovrebbe esserci a Bronte, non c'è, l'avevo vista prima, si muoveva, eccola qua, la vediamo, diciamo, in bassa frequenza, però adesso proviamo a ricollegarla. A Bronte c'è la nostra Simona Mazzone, pronta a raccontarci, insomma, questa partita curiosa, in qualche modo, anche nella città del pistacchio. Quanto pistacchio c'è a Bronte? C'è tutto il mondo del pistacchio di Bronte, insomma, comunque, lì è stato bravo il senatore Fiorarello, intanto a farlo diventare un prodotto e un brand. Naturalmente all'interno di questo quadro europeo c'è anche il comune di Adrano, dove la produzione è il 40% del pistacchio di cosiddetto Bronte. Potevano al tempo pensare di aggiungere anche Adrano, non ci hanno pensato, il sindaco era diverso, però va bene. Noi ora abbiamo tentato con la comunità di fare una mozione e aggiungere al pistacchio di Bronte anche quello di Adrano, ma questo non, diciamo, non va bene risalire, non può essere utilizzato. Chi parte prima sembra un vantaggio. No, Bronte è un risultato che naturalmente deve essere preso in considerazione, perché io lo ritengo che due fronti molto contrapposti, quello di Luca San Martino da un lato e quello di Castiglione dall'altro, naturalmente si contendono una città che, a dire il vero, dal senatore Fiorarello ha ricevuto veramente in modo esageratamente importante quello che una città si aspetta, dall'area artigianale a tutto quello che è diventato il Bronte negli ultimi 40 anni. Allora, Mancuso, la interrompo un attimo perché cominciano ad arrivare anche alcuni risultati, sono sempre exit poll, diciamo, si vota ovviamente anche in altri comuni in Italia. L'interesse per esempio era anche sulla città di Venezia, dove è in vantaggio il candidato
a sorpresa tra l'altro del centrodestra Venturini, avanti rispetto al candidato di Area Progressista Martella, ma c'è il governatore, l'ex governatore Vincenzo De Luca, che si è candidato a sindaco di Salerno, anche qui è in vantaggio. Poi c'è Reggio Calabria, dove sta spopolando ovviamente il candidato di Occhiuto. Questa era un'altra partita, no, che si guardava con interesse, Reggio Calabria, se non altro perché la città dello Stretto, diciamo intesa come Messina e Reggio Calabria, avrebbe potuto determinare, insomma, uno spostamento verso l'area, diciamo, di centrodestra. Così sembra, almeno dai primi exit poll non è stato, nonostante si sia spesa in prima persona in questa, anzi direi in seconda persona, perché in prima persona avrebbe dovuto candidarsi Matilde Siracusano, che è il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento di Forza Italia, è ovviamente vicinissima al governatore Occhiuto. Lì la questione Messina è chiaro che è una partita che non si chiuderà con il voto degli elettori. Lì c'è un problema che riguarda la presentazione delle liste, per quanto riguarda, diciamo, la legittimità di raccogliere o meno le firme. Io non so come si comporterà da un lato il candidato che potrebbe avere l'interesse, o il cittadino che potrebbe avere l'interesse di ricorrere, e dall'altro se tenere conto del risultato popolare al di là dei ricorsi. Quindi questa è una questione che naturalmente... è una questione importante, non solamente per Messina, ma anche per tutto il resto, perché diventa un principio che è poi applicabile a tutti. Dico, dobbiamo capire bene se la legge serve o non serve. Spieghiamola bene questa cosa, perché sennò i nostri telespettatori si perdono. Il sindaco, il gruppo che sostiene il sindaco Basile è sceso in campo con 15 liste. No, io la metterei sotto, diciamo, un altro profilo. C'è la scelta di un gruppo parlamentare di utilizzare la cosiddetta, diciamo, lenticchia in tutti i simboli presentati. Da una prima circolare sembrerebbe che questa lenticchia esonererebbe le liste da raccogliere le firme. Questo è, diciamo, il dato. La lenticchia sarebbe il simbolo, diciamo, il simbolo presentato per le elezioni regionali. Quindi, esatto. Questa lenticchia, in questo caso Sud chiama Nord. Perfetto, Sud chiama Nord, per come è stata interpretata la norma. Da una parte, dall'altro sembrerebbe che c'è un parere, ed è un parere che non si poteva rilevare o rivelare, che è di tutt'altra, diciamo, posizione. Non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio. Sembrerebbe che questa lenticchia può essere moltiplicata per tutte le liste che si vuole. Quindi il principio sarebbe che un deputato regionale o un gruppo parlamentare potrebbe presentare in qualsiasi paese anche 30 liste senza raccogliere le firme. Sembrerebbe che la norma invece dà la possibilità a una sola lista per... Cioè lo puoi fare, ma lo puoi fare con una lista. Le altre 14 devono avere le firme. Logica vuole che un partito può rappresentare una lista e quindi questo. Poi ora vedremo se lo pensano alla stessa maniera, se c'è sempre il ricorso, il Tribunale amministrativo regionale prima, poi il CGA, insomma tutte quelle partite che non si risolvono con la volontà degli elettori, si risolvono in un'altra maniera, e naturalmente io che ne ho viste di cotte e di crude, gli diamo un altro argomento al buon Cateno De Luca. Allora, tra un po' vedo in bassa frequenza, dovrebbe esserci Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, ovviamente sostiene la candidatura di Luigi Gentile, sempre ad Agrigento. Io non so se c'è ancora Ismaele Lavardena, credo che l'immagine sia frizzata, quindi non c'è, abbia chiuso il collegamento, lo faremo collegare tra poco. Vedo Davide Sardo, si sta sistemando con Zambuto. Devo dire, e questo lo dico a favore dei nostri telespettatori, ancora non abbiamo il dato definitivo dell'affluenza, che comunque sembra, almeno con metà diciamo di rilevazioni, essersi attestata alla 61%, diciamo, con un calo in percentuale di circa 4 punti e mezzo, che ovviamente testimoniano ancora la disaffezione. E qui è grave perché, diciamo, siamo stati abituati, guardo Daidone, guardo Mancuso che è sindaco, all'elezione amministrativa come un'elezione di prossimità, quindi un'elezione sempre molto
partecipata, perché appunto sono i cittadini che eleggono il loro primo cittadino. Questo è, però insomma noi prendiamo atto e lo riferiamo. Quindi voti molto a rilento. Tra l'altro ricordo che Messina è stata protagonista di quell'allungamento nelle ultime elezioni elettorali di giorni e giorni prima di chiudere le liste del Consiglio Comunale, quindi insomma anche qui la macchina deve essere perfezionata. Allora, non so se c'è Davide Sardo, eccolo qua, con Marco Zambuto che diventa sempre più giovane. Io come fa? Mi sentite? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Davide. Marco Sì, Zambuto, ex sindaco di Agrigento, eccolo qua, esatto, presenta un po' tutto Marco Davide. Zambuto. Buonasera. E allora Marco Zambuto con la DC ha appoggiato in questa campagna elettorale Luigi Gentile, 4 liste che appoggiano Luigi Gentile, tra queste la DC di Marco Zambuto. Non abbiamo ancora nessun dato, le previsioni, le sensazioni quali sono, Marco Zambuto? No, non abbiamo nessun dato, chiaramente aspettiamo. Diciamo che è stata una campagna elettorale nella quale abbiamo voluto giocare con la candidatura di Luigi Gentile per un centrodestra, per un'area moderata che riuscisse a dare una svolta alla città di Agrigento. Abbiamo fatto la nostra proposta politica e attendiamo oggi il risultato. Domande dallo studio, Luca? Dile. Ci sentite? Sì, dico, che vuol dire abbiamo voluto giocare con la candidatura di Gentile? Come? Scusami. Perché avete giocato un po' per la... Ma no, non è che abbiamo voluto giocare. Dentro il centrodestra si è registrata una condizione in cui diciamo che non si voleva ragionare in termini di unità, si voleva sostanzialmente imporre una candidatura a prescindere da qualunque ragionamento, non si voleva fare un'analisi anche rispetto a quelli che erano stati i 5 anni precedenti, rispetto alla gestione di Agrigento Capitale della Cultura tra le tante, e quindi la necessità, soprattutto per chi come noi non aveva fatto parte dell'amministrazione negli ultimi 5 anni, di voler dare un messaggio e una proposta politica diversa alla città. Obiettivo ballottaggio? Obiettivo sicuramente attendiamo i risultati. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Allora un attimo, vi fermo un attimo perché la ricordiamo anche questa questione, tolto Michele Sodano che è il candidato di controcorrente Partito Democratico e Casa Riformista, la destra lì è spaccata, con il sindaco Gentile c'è appunto la Democrazia Cristiana, la Lega, noi moderati, dall'altro lato c'è il sindaco Gerlando Alonge, il candidato sindaco Gerlando Alonge che raccoglie Forza Italia, l'MPA, Fratelli d'Italia e una parte, l'UDC e un'altra parte di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, diciamo che non raccoglie diciamo la stessa area di Gentile. Insomma, questa è la partita di Agrigento, quindi centrodestra spaccato, decisamente. No, perché il centrodestra è spaccato? Perché ma quando 4 partiti della coalizione si mettono insieme su un candidato sindaco e, come ha ben dichiarato Marco in questo momento, loro invece stavano all'opposizione e volevano continuare con quell'azione di opposizione, non è che è spaccato, hanno continuato a fare quello che hanno fatto prima. Nulla di diverso. È spaccato, Mancuso, insomma. No, ma non è. Ma dico, poi è interpretata la vedrai dal risultato elettorale, certamente era opportuno che tutti quanti andavamo insieme, non l'hanno fatto, ci saranno ragioni politiche, amministrative, territoriali, ti posso assicurare che al tavolo regionale ci siamo messi nelle condizioni, abbiamo messo nelle condizioni anche la Lega di poter contribuire a quella che era una vittoria certa del centrodestra. Hanno voluto fare la strada che già conoscevano, siamo qua, vediamo cosa succede. Allora andiamo un attimo, Davide resta lì con Zambuto un attimo perché andiamo a Bronte, abbiamo ristabilito il collegamento con Simona Mazzone che non so però dove si trova. È a Bronte certamente ma non so dove.
Buon pomeriggio, sì, siamo a Bronte, abbiamo chiesto ospitalità a uno dei comitati, visto che a Bronte è tornato l'inverno, ci ha accolto all'improvviso un diluvio, quindi siamo al coperto. Abbiamo i dati dell'affluenza a Bronte che sono del 61,55%, quindi il 61,55% degli aventi diritto, che sono 19.289 gli abitanti aventi diritto, è venuto a votare alle urne. Come dicevate da studio, il sindaco che verrà eletto insieme ai 16 consiglieri comunali mi fanno cenno nel frattempo, non mi dovete parlare, scusate. C'è molta confusione qui, scusami. Dove sei? Dove sei? Che comitato sei? Allora, così capiamo anche l'aria che tira. In che comitato sei? Sono al comitato di Giuseppe Castiglione, ecco, e quindi potete immaginare da studio il via vai, anche perché proprio siamo all'ingresso e quindi ci salutano e ci chiamano, insomma. C'è fermento, come sicuramente ci sarà fermento nei comitati degli altri candidati. Dicevamo appunto che proprio Giuseppe Castiglione, visto che me lo hai chiesto, ha raccolto l'eredità del suocero Pino Firarello, il sindaco uscente, che dopo questa legislatura questa sindacatura ha deciso di non candidarsi e quindi di lasciare posto a un altro sindaco. Giuseppe Castiglione è espressione di Forza Italia e qui i candidati, il centrodestra si è diviso, come diceva Mancuso prima da studio, in due. Il Forza Italia appunto e altri partiti sostengono Giuseppe Castiglione, mentre Fratelli d'Italia insieme a Lega sostengono la candidatura di Giovanna Caruso, che è un esordio in politica, perché lei non ha fatto fino ad ora politica, ma è stata il difensore civico del comune di Bronte, quindi questa è, diciamo, una chicca che magari non si sa. Tra i candidati anche Graziano Calanna, che invece conosciamo perché è stato sindaco nella sindacatura prima di Firarello e che si ripresenta, e che attualmente è consigliere metropolitano del Partito Democratico, quindi c'è tutto il Partito Democratico che sta presentando questo candidato. E poi c'è un altro candidato, il quarto candidato, che è Giuseppe Cullotta, che rappresenta un po' il lato civico, no? Di Bronte, la cittadinanza che magari non vuole spostarsi a destra o a sinistra per il voto, ma è importante sapere che Controcorrente, quindi il movimento fondato da Ismaele Lavardera, lo sta sostenendo. Quindi qua si respira veramente una forte battaglia, perché ci sono delle dinamiche particolari e probabilmente chissà se si arriverà al ballottaggio. Questo ancora non è dato saperlo. La partita è aperta, la partita è aperta. In quali si è votato sono 20. Questo ho dimenticato di dirlo. Allora Simona, fai una cosa, aspetta un attimo, scusa che ti interrompo, Simona. Siccome so che c'è un via vai di gente dietro la telecamera che ti sta riprendendo, so che ci sono anche ovviamente personaggi politici che sono venuti a sostenere la candidatura, insomma lo spoglio, l'ultimo miglio, diciamo, per Giuseppe Castiglione. Comunque andrà in questa partita, questa sua partita per le amministrative, quindi ti invito a sentire se c'è qualcuno che vuole parlare anche ai nostri microfoni, e ovviamente appena hai dei dati comunicateceli immediatamente, perché come sappiamo la lentezza, diciamo, nello sfoglio di queste amministrative, insomma, è caratterizzante, diciamo, di questo tipo di competizione elettorale. Infatti ancora qui non è cominciato lo spoglio, il dato è questo. Interessante, di solito poi poi c'è il caso, e lo dico qua, lo chiedo anche a Mancuso e a Daidone, il caso di Serra di Falco. Unico candidato, più di un candidato, più di un comune sono più di un comune così, però questo è particolare perché è al terzo mandato, così come in altri comuni, credo siano altri tre, inferiore ai 5.000 abitanti, inferiore ai 5.000 abitanti, quindi terzo mandato, è il figlio dell'assessore regionale alla sanità uscente, Daniela Faraoni. Non c'entra niente. Vabbè, non leghiamo le cose. No, ma diciamo che è una posizione che io condivido, lo devo dire, al di là delle norme, di un sindaco di una città abbastanza piccola che naturalmente ha avuto, diciamo,
Non il coraggio, ma la volontà. Lì c'è la questione, no? Io adesso vado a memoria, la questione del terzo mandato era legato a qualche centinaio di abitanti in più rispetto alla soglia dei 5. Se dovesse essere così accertato, diciamo lì si sfida la legge. No? Anche questo sarà un argomento in mano. Posso dire, questa è una cosa diversa. Anche per esempio a Pedara noi abbiamo in questo momento residenze superiori ai 15.000 abitanti, ma si va a votare col numero di abitanti sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica del 2024, quindi antecedente. Quindi lì c'è un meccanismo che, nonostante l'Istat venga aggiornato ormai con un aggiornamento dinamico annualmente sulla base dei dati conferiti dai comuni, la popolazione legale ai fini elettorali è determinata da un decreto del Presidente della Repubblica che però è del 2024. Probabilmente le prossime elezioni in tanti di questi comuni che appunto hanno modificato le residenze avranno modalità diverse. Allora, invece, voglio tornare da Zambuto, perché Zambuto rappresenta ad Agrigento la Democrazia Cristiana. Zambuto, questo partito esiste ancora senza Cuffaro? Cioè, Cuffaro c'è, insomma, no? Insomma, c'è ancora. Ripeti, Luca, cortesemente. Dico, questo partito, Democrazia Cristiana, senza Cuffaro, diciamo, formalmente, poi Cuffaro c'è ancora, immagino, no? Diciamo, nelle vicende, nelle dinamiche di questo partito. Che vita avrà? Allora, è un partito che ha dimostrato, nonostante quello che sia successo a chi l'ha fondato, di esserci. C'è stata una tenuta del gruppo parlamentare, oggi assolutamente presente, c'è stata una tenuta di tutta la struttura a livello regionale del partito in tutto il territorio siciliano. Oggi in diversi centri della Sicilia il partito si presenta con una propria lista. Vedremo quali saranno i risultati elettorali. Quindi è fiducioso, diciamo? No, io devo assolutamente sì, per i centri che io ho visto, che sto seguendo, assolutamente sì. C'è una presenza anche di giovani, di ragazze, di professionisti. C'è davvero una classe dirigente che in questi anni è cresciuta e che oggi è messa, diciamo, alla prova. Beh, interessante. Senta, ma guarda, che differenza c'è tra l'Agrigento di oggi e quella che ha amministrato lei, Zambuto? Diciamo, l'ultima sindacatura, per quanto diciamo, interessante, diciamo, dal punto di vista civico, ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per la questione di Agrigento, capitale della cultura, un'occasione persa probabilmente, non lo diciamo noi, ma l'hanno detto in tanti. Sì, ma purtroppo diciamo che questo tema, insieme alla gestione degli ultimi 5 anni, sono state le ragioni che ci hanno portato poi a fare una scelta diversa di proposta politica alla città. Rispetto io non amministro più la città da più di 10 anni. Chiaramente c'è un contesto economico assolutamente diverso, è più povero chiaramente anche per ragioni, diciamo, globali, no? Di geopolitica internazionale e nazionale, e rispetto a questo che chiaramente va fatta un'analisi e va fatto uno sforzo significativo che stiamo cercando di mettere in atto. Allora, nel frattempo vi aggiorniamo anche in tempo reale. Cateno De Luca, che si è aperto il suo centro studi che si chiama Ti Amo Sicilia, lui fa tutto lui, cioè gioca tutto in casa. Cosa sta facendo? Sta facendo, diciamo, sta divulgando in tempo reale i dati delle elezioni a Messina. Noi abbiamo detto, insomma, che i dati erano 51-56 per Basile, i dati che riporta Cateno De Luca sono 55, una forbice più stretta, 55-57%, e si accorcia anche ovviamente quello di Scurria che va al 26-28%. Sono tutti dati? No, sono dati che utilizza chi fa il sindaco in maniera seria, ha 500 rilevatori nelle sezioni che conosce, ed è chiaro che sono dati reali e sono molto più interessanti e molto più sicuri rispetto agli altri dati. Alla fine dice dati. Si riveleranno probabilmente corretti, più corretti. Sì. Più corretti. Insomma, e ha chiesto già che andiamo a votare a ottobre, ha fatto le prime dichiarazioni. Non so se le leggi anche tu, questo è il segnale per andare alle elezioni. Non so
secondo quale logica. Però è una cosa che rilancia da diverso tempo. Io gli chiederei a Cateno, se lo fate collegare, magari che intenzioni c'ha, perché quello adesso lo colleghiamo anche da Messina. Nel frattempo si sta spostando, prima era al comune il nostro Francesco Triola, adesso si sposterà evidentemente nei due comitati più interessanti, che sono ovviamente quello di Basile, quindi Cateno De Luca, e quello di Scurria, e quindi del centrodestra. Vediamo di prendere anche qualche dichiarazione dal vivo. Calaciura, da Enna, si vede qualcuno là al comitato? Ancora calma piatta? Luca, assolutamente non si vede nessuno. Ti voglio solamente comunicare il dato definitivo dell'affluenza alle urne, che è del 61,89%, pari a 15.939 elettora. 61,8%, sì, quindi meno 1%. Nel frattempo io lo dico... Meno 1% rispetto... Allora, che succede, Mancuso? Cateno De Luca è candidato alla presidenza della regione. Hai visto? Manco il tempo. Lancio ANSA di qualche secondo fa. Questo dato. Allora, torniamo a Bronte con Simona Mazzone. Aspetta, Massimo. Ci sei qua? Stai calma, Simona. Ritorniamo in studio. Allora, Daidone, che notizie abbiamo dai comuni etnei? Molto proprio marginali. Calatabbiano, mi dicono, sono a testa i due candidati sindaci. San Giovanni della Punta abbiamo qualche sezione che sta uscendo adesso, ma sono ancora molti parziali, quindi molto poco, cioè non ha senso nemmeno commentarli, dico. Siamo ancora allo stato bravo. Abbiamo comune piccolino, insomma. Comune. Allora, Simona Mazzone, eccola qua che abbiamo visto prima. Complimenti alla cravatta di da una parte all'altra con vice sindaco di Catania, Massimo Pesce, coordinatore di Forza Italia, eccolo qua, della città di Forza Italia, di Catania, città di Forza Italia. Pesce e Simona Mazzone. Eccoci, sì, intanto vi comunico che lo spoglio è appena cominciato da qualche minuto, prima quando ci siamo sentiti ancora non era cominciato. Mi trovo con Massimo Pesce, che è vice sindaco di Catania, al quale è d'obbligo anche la domanda, no? Qui a Bronte, questo centrodestra che si è diviso. Sì, siamo divisi, noi abbiamo fatto una proposta politica per il comune di Bronte con una persona davvero autorevole quale Giuseppe Castiglione. È un'esperienza consolidata, non è il primo arrivato. La nostra proposta è una proposta seria per il Paese, Forza Italia incarnata da Giuseppe Castiglione. Gli alleati purtroppo non ci hanno seguito, siamo qui divisi come anche a San Giovanni la Punta, quindi vedremo un po'. Noi confidiamo molto nel guidare questo Paese in continuità con il senatore Firarello. Questa divisione non è arrivata proprio al momento delle candidature, già c'era da prima, in Consiglio Comunale si sono persi strascichi della maggioranza, così come ha detto lo stesso Pino Firarello. Sì, purtroppo è accaduto, noi abbiamo fatto di tutto per cercare di tenere unita la coalizione, non è stato possibile, confidiamo comunque nel buon governo e nella buona amministrazione, questo è il nostro obiettivo principale. Ma questa divisione può influenzare il voto, possono prospettarsi, il ballottaggio può prospettarsi di fronte a questo? Può darsi di sì, e nel caso in cui ci sarà il ballottaggio vediamo tra chi. È chiaro che purtroppo la coalizione unita avrebbe certamente vinto al primo turno, vediamo un po' come va, noi confidiamo comunque nella malaugurata ipotesi di non vincere al primo turno con Giuseppe Castiglione di arrivare certamente al ballottaggio. Chi potrebbe essere un vostro alleato in un eventuale ballottaggio? Ma questo è davvero prematuro, ancora siamo allo spoglio di qualche scheda, quindi ancora mi sembra prematuro poter fare discorsi di questo genere. Allora Simona, tieni collegato Pesce, scusa un attimo Simona, tieni collegato Pesce, sì. Perché io la domanda non la faccio a Pesce ma la faccio a Mancuso. Allora, risultato di Bronte, diciamo, è un'area di interesse ovviamente di una parte di Forza Italia, diciamo quella che fa riferimento ovviamente a Massimo Pesce, Marco Falcone, insomma tutto questo gruppo diciamo, etneo di Forza Italia. Voi siete federati con Forza Italia,
abbiamo raccontato in questi mesi, diciamo, di frizioni interne al partito proprio derivanti da una parte di quest'area. Allora, questo risultato, diciamo, serve a fare un po' di chiarezza, a mettere un po' ancora una volta le carte scoperte, a scoprire le carte sul tavolo, quindi a mettere un po' in chiaro gli equilibri di questo partito, poi è una lezione che filerà via liscia così? No. Ci saranno, non dico conseguenze, ma ci saranno una serie di ragionamenti che naturalmente poi devono portare alla graniticità di una campagna elettorale regionale che la riteniamo fondamentale, anche perché potrebbe o anticipare o addirittura, diciamo, essere in concomitanza con le elezioni nazionali. Quindi io ritengo che qualcuno della coalizione ha forzato un po' la mano dappertutto, ha voluto rotture sulla coalizione di centrodestra. Sta sempre con San Martino, no? Cioè, no, io non è che ce l'ho con San Martino, ci sono dati di fatto chiari, inequivocabili, dove a Bronte, ha detto bene Massimo, c'era un'autorevole candidatura di un deputato nazionale di Forza Italia, è stata contrapposta l'ottima Giovanna Caruso, che io conosco da bambino, una persona stimabile che poteva certamente insieme a Giuseppe fare una buona amministrazione per Bronte, perché dobbiamo parlare di buone amministrazioni. Dall'altro lato a Enna si poteva fare diversamente senza intrupparsi nell'area di centrosinistra, non dico nel Partito Democratico. Da quello che abbiamo sentito poco fa, ad Agrigento si vuole continuare a fare opposizione a quella che era una proposta del centrodestra, quindi dove 5 deputati, mi pare, su 2 di quella provincia avevano scelto un candidato unitariamente e avevano invitato anche la parte che riguardava la Lega. Ora, se tutto questo deve passare inosservato, bene, vuol dire che continuiamo così, ma non credo che facciamo bene al centrodestra, perché diamo sponda a tutto quello che poi dirà oggi Cateno De Luca, domani non so chi, perché questo porta naturalmente a disgregarla una coalizione e non a metterla rischioso, insieme. È molto rischioso. Qui l'unico che vincerà questa sera è uno solo, ve lo dico con grande... Ismaele Lavardera, perché parte da zero, anche se prende l'1-2% ha vinto. Qualunque cosa fa, qualunque risultato fa, ha vinto. Nella logica delle elezioni è un peso, adesso diventerà un peso con cui confrontarsi. Allora, noi ci fermiamo per una pausa. Con dolore, ma ti devo saluto l'amicizia, mi devo abbandonare. Saluto Dario Deidore e diciamo a parlare in questa occasione, lo dico anche ai nostri telespettatori, diciamo a chiusura delle urne, senza avere numeri in mano e come ragionare, insomma, il sesso degli angeli. Quindi io ringrazio ovviamente chi si espone. Non ci sottraiamo in prima persona. Quindi grazie Dario Deidore, Mancuso che rimanga ancora qui. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi di nuovo collegamenti. Io vorrei sentire subito al rientro dalla pubblicità, vediamo se riusciamo a sentire Messina, vediamo se riusciamo a sentire ancora Bronte, poi Agrigento, insomma tutte le nostre piazze, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, speciale elezioni amministrative 2026, puntata speciale del Punto che abbiamo cominciato alla chiusura delle urne e proseguiamo in attesa dei risultati. Abbiamo cambiato gli ospiti, è rimasto con noi Fabio Mancuso, coordinatore del MPA, il Movimento per le Autonomie. Ci ha raggiunto Andrea Messina, deputato regionale della Democrazia Cristiana, già assessore regionale agli enti locali, quindi materie che conosce benissimo. Ci ha raggiunto Antonio Villardita che è vice coordinatore della provincia di Catania per quanto riguarda Forza Italia. Quindi anche lui ha seguito, diciamo, passo passo queste amministrative, candidati, liste, insomma chi entra, chi esce, chi c'è, chi meglio, eccetera eccetera. Partite, abbiamo detto, importanti Messina, quelle ovviamente che riguardano le città capoluogo, su tutte Messina che diciamo dai primi dati che arrivano, seppur non ufficiali, insomma, sentenziano che Basile dovrebbe essere rieletto, tra l'altro senza ballottaggio al primo turno, superando il 50% dei voti. Cateno De Luca dice tra il 55 e il 57%, leviamogli qualcosa, diciamo, di ridondanza. Ecco, insomma, comunque sopra il 50% Basile dovrebbe esserci. Che cos'è questa? Una vittoria di De Luca o una sconfitta di tutto il mondo del centrodestra, Forza Italia per primo?
Diciamo la verità, Basile ha governato bene la città di Messina, quindi al di là della scelta politica o del posizionamento politico non v'è dubbio che i cittadini votano prima di tutto un sindaco e un'amministrazione, quindi secondo me è una vittoria prima di tutto di Basile, che chiaramente ha amministrato bene e quindi è corretto e giusto avere il riconoscimento del popolo di Messinese. Messina il sindaco l'ha fatto a San Giovanni della Punta, che è ovviamente piazza che in questo momento è impegnata nelle elezioni del rinnovo dell'amministrazione. Anche qui insomma non è una fotografia diciamo, edificante di un centrodestra unito, così come diciamo, ce l'hanno presentato sia a livello nazionale sia a livello regionale, no? Però sì, le elezioni amministrative però ci regalano anche, ci consegnano anche queste fotografie. In queste elezioni amministrative è prevalso più l'interesse del territorio che l'interesse della coalizione, però d'altronde bisogna anche rispettare quelle che sono le scelte, le individualità dei vari territori e dei vari comuni, e quindi anche a San Giovanni della Punta il centrodestra è diviso in due blocchi, in due candidati, e fra qualche ora vedremo quale dei due ovviamente avrà la meglio. Noi speriamo sicuramente il nostro. Che dati abbiamo nei telefonini? Abbiamo in questo momento un dato dell'affluenza intorno al 61%, in linea con quello della scorsa volta, e ancora diciamo dati elettorali ce ne sono pochissimi, si sta cominciando adesso ad aprire le prime sezioni, quindi ci vorrà ancora una mezz'oretta per capire qualcosa. Per capire l'andamento, insomma, Vilardita, anche qui insomma, il ragionamento è sempre quello. Spaccature, diciamo, gruppi di interesse, ovviamente politico, elettorale nei vari comuni, probabilmente in qualche caso diciamo, si dà spazio, no, all'avversario. Ma guardi direttore, il punto è che sui territori inevitabilmente si dà spazio a delle logiche che non sono esclusivamente di carattere politico di coalizione. Noi come partito a San Giovanni della Punta abbiamo scelto di scendere in campo con il simbolo del partito di Forza Italia, lo abbiamo fatto a sostegno della candidatura dell'avvocato Brancato nell'ottica di una continuità con la compagine di maggioranza di cui anche Forza voi Italia... siete, scusi se la interrompo, anche voi siete su Brancato. Di cui Forza Italia comunque ma Forza Italia d'altronde è stata in questi 5 anni è stata all'interno di una maggioranza che aveva come sindaco Nino Bellia, ha avuto una espressione all'interno della giunta, ha avuto 2 consiglieri comunali, per cui sulla base di quel percorso e di quella esperienza amministrativa abbiamo ritenuto di valorizzare questo principio di continuità, peraltro con una figura autorevole, credibile come quella di Brancato. Poi è chiaro che sulle elezioni amministrative subentrano anche delle altre dinamiche che prescindono appunto dal valore della coalizione di centrodestra, ma sono le dinamiche più legate al territorio diciamo, e a logiche prettamente cittadine territoriali piuttosto che a logiche politiche diciamo, di macro area. Certo, questo l'abbiamo detto tante volte, insomma, però è chiaro che quando ci sono queste situazioni, diciamo, probabilmente dare un segnale anche come dire, all'elettorato e alle altre parti politiche. È difficile quando ci sono forti personalità territoriali che naturalmente desiderano avere un ruolo primario nella propria città, quindi si scommettono a qualsiasi costo, quindi non c'è ragionamento politico che tiene, poi ci sono delle spaccature che naturalmente il tempo poi sanerà nel caso in cui il centrodestra naturalmente prevale sicuramente a San Giovanni della Punta e sarà poi il lavoro del sindaco a mettere tutto insieme successivamente, se sarà possibile naturalmente. Allora, non so se Enna vuole la linea, che c'è Salvo Calaciura che ci chiede, probabilmente vedevo che chiedeva la linea, eccolo qua, quindi cosa c'è? Salvo, che succede? Dacci qualche dato. Allora Luca, abbiamo praticamente i primi dati parziali, siamo al 17% delle sezioni scrutinate, in vantaggio Mirello Crisafulli con il 63,19%, pari a circa 2000 voti, Ezio Del Rose fermo al 34% con circa 1000 voti, mentre il candidato civico Filippo Fiammetta si ferma al momento al 3,43%. Allora ripetiamo questo dato che è un dato reale in questo momento. Quindi Mirello Crisafulli a Enna che percentuale ha? Sì, assolutamente.
63,19%, Ezio Del Rose del centrodestra il 33,38%, Filippo Fiammetta Civico 3,43%. Questi al momento i dati, ovviamente sono parziali, siamo al 17%, 35 le sezioni da scrutinare e siamo dunque adesso il dato si è aggiornato, siamo le percentuali variano di poco. Allora, grazie Salvo Calaciura, Giornec ovviamente, Mancuso e Messina, voi che insomma le elezioni anche nella fase dello spoglio lo conoscete, un dato di questo, seppur parzialissimo, con diciamo poche sezioni scrutinate su quelle che ci sono, c'è partita. Quanto può abbassarsi, diciamo? Non c'è partita, già ha vinto Mirello Crisafulli, non c'è partita. È già un segnale molto identificativo, chiaramente. Quindi Crisafulli, insomma, sembra addirittura d'arrivo, no? Villardita? Sembra addirittura d'arrivo, ma d'altronde anche lì vale il principio per cui nei territori si valorizza anche il soggetto, cioè al di là del partito si valorizza anche chi sta a fare il leader di una coalizione. Sicuramente a Enna i cittadini riconoscono a Crisafulli di essere stato nevralgico negli ultimi anni, nell'ultimo cinquantennio, diciamo, per lo sviluppo di quella provincia, no? Lo diceva prima, l'università e tanti altri investimenti di carattere economico che hanno dato linfa vitale alla provincia di Enna e a Enna città, per cui è chiaro che si riconosce anche lì magari li si riconosce al di là, ecco, delle appartenenze partitiche e politiche. Allora, vedo Simona Mazzone con un ospite nello schermo, non riesco a vedere bene, però credo sia con un ospite. Nunzio Saitta. Eccolo qua, Nunzio Saitta, vai. Vai sì. Nunzio Saitta, vice segretario provinciale di Forza Italia e tra l'altro anche assessore designato da Castiglione. Stiamo nel frattempo vedendo... Diglielo, è invecchiato, lo ricordavo più giovane. No, e ti sente? Buonasera a te Luca, intanto. A te il tempo non dà, no, non fa gli stessi effetti che a me. Intanto un saluto a tutti gli ospiti, ciao Luca. Prego Simone. Dicevamo che già stiamo vedendo i primi dati e naturalmente ancora sono i primi proiettati ed è quasi una sfida a due tra Castiglione e Gullotta, il candidato civico e di controcorrente. Sì, al momento dai primi seggi scrutinati, dalle prime schede scrutinate sembrerebbe così. Sono quasi a pari punti appunto sia Giuseppe Gullotta che Giuseppe Castiglione e quindi si prospetta in questo momento una battaglia a due. Però ancora siamo all'inizio e quindi dobbiamo verificare chiaramente e attendere mano a mano per vedere un po', anche se questo scrutinio riguarda particolari sezioni del Paese piuttosto che appunto che un sistema generale su tutto il Paese. La sfida a due sarebbe potuta essere tra i due candidati di centrodestra, invece non è così, controcorrente è molto forte. Ma intanto sul centrodestra ci sarebbe da fare una verifica e pensare come mai appunto il centrodestra in un paese come Bronte va diviso. Detto ciò... Ce lo dica lei. Non lo so, infatti bisognerebbe fare una verifica, i vertici magari regionali dovrebbero discutere e capire come mai è successo questo. Detto questo però... È una sfida a due, ma con un vecchio amico di centrodestra, Giuseppe Gullotta, quindi è vero che oggi è controcorrente, però alla fine devo dire che questa segreteria, in modo particolare a Bronte, ha sfornato chi fa politica in questo paese e anche Giuseppe Gullotta è uno di questo. Sa molto di frecciata, nel senso di un cambio di casacca? No, piuttosto che un cambio di casacca, devo dire che se una campagna elettorale è basata in quel modo, piuttosto che sui programmi reali, sui bisogni della gente, ma lamentare sempre e basta, diventa facile avere appeal. Lo abbiamo visto anche negli anni passati, quando ci sono dei candidati che vengono individuati come non di sistema in alcuni periodi della vita politica di un paese, poi magari fanno presa. Giuseppe rappresenta Gullotta, ma in modo particolare invece Giuseppe Castiglione rappresenta le competenze, chi ha saputo amministrare e ha svolto il suo incarico in vari ambiti della politica e magari con questo scontro a due si è posti appunto fra antisistema e sistema e magari al momento sembrerebbe questo l'andazzo, però vedremo un po' nel corso dello spoglio. I ribelli non sono andati al Partito Democratico allora? Sembrerebbero poi di no, il Partito Democratico sembrerebbe appunto in calo, in netto calo qui a Bronte, anzi al momento sembrerebbe a quarti, quindi non pervenuto.
Bene, attendiamo allora l'esito dei prossimi minuti per lo spoglio. Allora, intanto mi è arrivata la notizia da Messina, lo dico ai nostri ospiti, Caterina De Luca non vuole parlare con la stampa, non si sa fino a quando, vediamo quanto durerà questo fioretto che ha fatto. Però quando si acquisisce il dato finale, insomma, il dato certo. Secondo me crolla prima. Secondo me crolla prima. Cioè, il suo telegiornale in diretta dalla pagina di Basile. Crolla prima. È troppo facile. In diretta dalla pagina di Basile. Non avere le domande è sempre troppo facile, quindi bisogna confrontarsi anche con chi fa domande. Avevo visto però, sempre a proposito di Messina, Francesco Triolo, eccolo qua, lo vedo in diretta, è ritornato al comune. Allora Francesco, cioè sentito, De Luca non parla con la stampa, almeno al momento. Io lo sapevo, tu no, mi mandi i messaggi, ma non è possibile in questo momento. Sta facendo la diretta a Facebook. Vai Francesco, non ti sentiamo. Non sentiamo Francesco Triolo, un attimo che risistemiamo il collegamento. Hanno deciso, nel frattempo le do io un po' di notizie, è stato deciso che si sta organizzando già una conferenza stampa a Palermo all'Ars giovedì prossimo per commentare il risultato di tutte le amministrative, insomma già stanno pensando adesso insomma, a come festeggiare la vittoria. Nel frattempo dalla gestione diciamo, di informatica della regione siciliana è arrivata l'affluenza definitiva, il report definitivo dell'affluenza che si è attestato, come abbiamo visto, in varie province appunto intorno al 61%, diciamo mediamente, poi in alcune province il voto si è abbassato, ci sono alcuni comuni della provincia di Caltanissetta che diciamo sono andati un po' sotto questa soglia. Ovviamente il segno meno è presente diciamo dappertutto. Allora, Triolo, Francesco, vediamo se adesso ti sentiamo. No, adesso non sentiamo Francesco Triolo. Dicevamo, Messina, che sta guardando Mancuso? I dati cosa ci aggiorna, perché noi insomma andiamo così, con i vostri dati. Giovanni La Punta, diciamo che Brancato è leggero vantaggio. In leggero vantaggio, chiamiamolo leggero. Non ci sono le percentuali bulgare? Più 40% rispetto al secondo. Contro Trovato. No, contro che il secondo che percentuale ha? No, siamo 650 voti contro 350. Quindi siamo quasi al 50% in più. Stiamo parlando di centinaia di voti. Certo. Dipende anche dalle sezioni territoriali. Sezioni territoriali, insomma, dove si è sfogliato fino a questo momento e dove non ancora. Allora, Francesco Triolo, sempre a Messina. Ci riusciamo, Luca? Ci riusciamo. Ci riusciamo, ok. Allora, come ti dicevo prima, sei tu che mi mandi i messaggi, vai a cercare De Luca, ma De Luca quando fa le dirette Facebook non c'è per nessuno, neanche per l'ho cercato famiglia, io e mi ha risposto così. È concentrato. No, allora, mi sono allontanato, sono andato a fare vedere un po' il seggio numero 1, quello simbolo che c'è qui a Palazzo Zanca. È iniziato da poco lo spoglio, alle mie spalle il tabellone ci dice che già sono 2 le sezioni scrutinate con un leggero vantaggio di Basile su Scuria, ma stiamo parlando di 2 sezioni su 255, quindi ancora la strada è lunga. Le proiezioni della sponda De Luca sono molto più alte rispetto a quelle iniziali, addirittura si spingono fino al 58% per Federico Basile, però è chiaro che è una proiezione da parte di Sud Chiama Nord. Finora bisognerà capire anche quale sarà la risposta, soprattutto nei villaggi. Messina è una città molto lunga che ha risposto sempre a macchia di leopardo e soprattutto c'è da tenere conto di quanta influenza potranno avere i tanti candidati che ci sono in questa tornata. Oltre 2000, 1 migliaio solamente per Sud Chiama Nord, tra comune e circoscrizioni. Questo è un voto di trascinamento per il sindaco che può pesare alla lunga nella corsa verso la poltrona di Palazzo Zanca. È un dettaglio di non poco conto. Anche su questo rischia di pesare il dato del centrosinistra, perché era quello che aveva poche liste a sostegno di Antonella Russo. Quindi vedremo anche quale sarà questo dato. Non so se hai altre domande. L'ultimo dato che ti do
è quello dell'affluenza che ha superato il 61%, se sto andando a memoria in questo momento, però molto più della precedente elezione amministrativa, e quindi si è registrata una partecipazione maggiore da parte dei messinesi. Francesco, diciamo, poi è una domanda che faremo anche ovviamente a vincitori e sconfitti. La città di Messina però, ora, diciamo, questa a detta di tutti, negli ultimi anni, prima la sindacatura De Luca, poi la sindacatura Basile, certamente ha restituito un altro aspetto di una città probabilmente più moderna, più al passo coi tempi, più pulita. Questa gestione Messina, del quale beneficia certamente De Luca anche in altri centri che non sono Messina e che lui porta diciamo, come esempio di gestione, lo ricordiamo, qui si voterà, lui adesso De Luca è sindaco a Taormina, a Giardini Naxos ha messo il suo primo collaboratore durante la sindacatura, in altri posti addirittura a Milazzo c'è candidata la Castelli che non è nemmeno diciamo, siciliana, e quindi insomma demanda ai suoi questo modello di gestione. Quanto è reale però, lo chiedo a te, perché una parte della campagna del centrodestra, scusa, è stata proprio questa, cioè, dice, guardate, lui dice che ha cambiato Messina, però Messina non è che sia cambiata tanto. Come dici tu, è stata soprannominata la sindacatura Basiluca, non è né Basile né De Luca, perché negli ultimi 8 anni comunque prima Cateno De Luca e poi Federico Basile sono stati alla guida della città, ma sempre con la presenza di Cateno De Luca a organizzare, diciamo, l'attività di tutto il comprensorio. Parlavi di Salvo Puccio a Giardini, ma ti dico anche Danilo Lo Giudice a Santa Teresa, Pippo Lombardo a Roccalumera, cioè i suoi uomini sono in centri strategici sia della Ionica, e lui sta cercando adesso di metterli anche sulla Tirrenia, non solo con Laura Castelli a Milazzo, ma anche con Melangela Scolaro a Barcellona. Dove in quella zona ricordiamo che c'è sempre Matteo Sciotto, che è un deputato di forte peso e di tanti voti in tutta l'area del Tirreno. Quindi è sta cercando comunque di piazzare i suoi candidati in tutti questi centri del Messinese. Facciamo però, Luca, se hai tempo, un passo indietro, perché Cateno De Luca arriva a Messina dopo la sindacatura di Renata Corinti, che aveva un po' spaccato il fronte del centrodestra-centrosinistra e che era stato un voto di protesta. Se dopo De Luca, che è stato un altro voto, chiamiamolo un altro voto di protesta, è stato confermato il Federico Basile e ora si appresta a fare un ulteriore mandato, evidentemente il cambio di passo che dicevi tu di Messina è stato avvertito anche dai cittadini. Ci sono diverse classifiche obiettivamente che premiano il lavoro fatto in questi anni. Forse la campagna elettorale poteva essere fatta diversamente, piuttosto che attaccare, cercare di capire come migliorare ancora di più ciò che è stato fatto. Ma questo è un altro aspetto, questo saranno gli esperti di comunicazione e marketing politico a dire se è stata fatta la strategia giusta oppure sbagliata. Beh, questo è, come dicevi tu, ovviamente è stata una campagna elettorale fatta di attacchi più che di proposte, l'uno attaccava l'altro. È stata una campagna elettorale brutta, anche perché devo dire, violenta senza parlare di programmi, ma si è parlato più di attacchi in generale, piuttosto, te lo dico da spettatore esterno e critico, è stata una campagna elettorale brutta. Una delle campagne elettorali più brutte che io ricordi qui a Messina. Allora Francesco, torniamo da te, immagino adesso ti sposterai da qualcuno di questi candidati nei comitati elettorali, dove sicuramente già insomma, si muove qualcosa, visto che i risultati non lasciano in questo momento molti dubbi tra vincitori e vinti, quindi attendiamo diciamo, tuoi aggiornamenti. Io non so se c'è Salvo Calaciura che vuole aggiungere qualcosa, se no passa. Eccolo qua, Salvo Calaciura dal comitato elettorale di Mirello Crisafulli, percentuali bulgare fino a questo momento per il Barone Rosso che ritorna ovviamente all'attacco. Allora, Salvo Calaciura, non so se ci sei.
Sì, ti faccio un aggiornamento dei dati, siamo più o meno al 20% delle sezioni scrutinate, siamo intorno al 64% per il candidato Mirello Crisafulli, intorno al 33% invece per quanto riguarda il candidato del centrodestra Ezio Del Rose, mentre il candidato civico Fiammetta è intorno al 3,60%, una forbice piuttosto alta, quindi penso che a questo punto il Mirello Crisafulli si avvia alla conquista della poltrona di primo cittadino del capoluogo più alto d'Italia. Per lui potrebbe essere, come dire, un bel risultato, una bella conquista, perché fu candidato alle elezioni comunali ben 11 anni fa e allora praticamente non conquistò, non ce la fece, e quindi praticamente ora dopo 11 anni ritorna nuovamente candidato, ma questa volta a quanto pare dovrebbe veramente centrare l'obiettivo e il risultato. Qua all'interno del comitato c'è molto fermento, segno che dovrebbe anche arrivare il candidato sindaco Mirello Crisafulli, si è vista poco fa anche il deputato del PD Stefania Marino, vediamo a questo punto se possiamo raggiungere qualcuno e poter avere un commento. Nel frattempo vi restituisco la linea. Grazie Salvo Calacciura, chiarissimo, no? Adesso può arrivare a momenti anche Mirello Crisafulli che prende atto ovviamente di quello che sta succedendo ad Enna. Lui ovviamente lo percepiva inizialmente, è sempre, diciamo, una personalità di spicco. Allora abbiamo altri dati, lo chiedo a Messina, lo chiedo a Mancuso, lo chiedo a Villardita, se arrivano altri dati. Ad Augusta c'è la conferma del sindaco uscente Di Mare con una percentuale sembrerebbe altissima dai primi dati, siamo intorno all'80%, quindi è un plebiscito a favore del candidato sindaco uscente, che conferma anche quello che vediamo a Messina, cioè i sindaci che governano bene, poi i cittadini, al di là delle scelte partitiche o altro, scelgono sempre chi ha dato delle risposte, chi è stato vicino alla popolazione, chi è riuscito a dare a quella città, a quel paese, tutto quello che ognuno si aspetta, non tante cose. I cittadini non pretendono più di tanto, ma presentano serietà, trasparenza, legalità, e chi riesce a trasmettere queste pochissime cose importanti poi sono riconfermati a furor di popolo. Quindi auguri a questi sindaci che stanno... Allora, c'è qualcuno, credo, Crisafulli, vediamo, andiamo in diretta con le nostre immagini con Salvo Calacciura, eccolo qua, vediamo chi c'è qualcuno che sta entrando. Sì, Luca, è arrivato proprio adesso. Ecco. Andiamo, sì, vai, Luca, sei in diretta, Salvo, sei in diretta. È entrato proprio adesso Mirello Crisafulli, sì. Vediamo se riesco a raggiungere e rubare qualche prima battuta all'ex senatore Mirello Crisafulli. Senatore, gioia già della vittoria. È possibile dare una... Un secondo. Ora te lo portiamo. Va bene, grazie. Allora Luca, non so se avete sentito, sì, ho cercato di raggiungerlo, ma placcalo, anche se è difficile. Ecco, perfetto, da tutti i suoi sostenitori, ma dovrebbe arrivare anche qua in postazione, almeno così ci è stato promesso. Non ti fidare delle promesse della politica. Ormai la sua elezione dovrebbe essere certa. Assolutamente sì. Allora, intanto se vuoi ti posso dare un ulteriore dato aggiornato. Abbiamo superato il 20% e Crisafulli è attorno al 64%, 32% per il candidato del centrodestra, mentre il candidato civico è inchiodato al 3,65%. Questo al momento i dati parziali. Non so chi le attendeva queste percentuali, probabilmente nemmeno lui, però insomma si sapeva e si percepiva. Nemmeno lui si attendeva questo risultato, infatti. Allora, vediamo invece... Sì, qua c'era molto... Prego, Salvo. Noi ti vediamo in mezzo alla gente, ovviamente capiamo anche il momento... Dico, c'è molto fermento, c'è molta confusione, vediamo se riusciamo a raggiungerlo, però... Vai, ci sono delle persone a sbarrare proprio la porta, proprio per evitare tutto live. Infatti il bello della diretta è proprio questo. Vediamo se riusciamo a raggiungere il senatore, ecco che sta arrivando.
Senatore. Ecco, grazie. Ecco, sta arrivando. Eccolo qua. Grande confusione attorno al candidato che... Questa pagina, adesso gli chiederemo. Ok. Nel frattempo vedo che si sta... Ecco, tutto in diretta proprio. Eccolo qua, vediamo. Tutto in diretta, senatore. Ecco, senatore. Sindaco. Salve, prego, senatore, si avvicini vicino. A questo punto possiamo dire... A questo punto, eccolo qua, a questo punto possiamo dire sindaco, il nuovo sindaco del comune di Enna. Si aspettava questo risultato e con queste percentuali soprattutto? Sì. Quindi... Pensavo di meglio, per la verità, perché è stato tanto il disastro che hanno lasciato questi signori che era evidente che noi avremmo avuto questo risultato. Che significato ha questa vittoria? Beh, se cambia pagina, si costruisce un futuro, vediamo, io ho una grande squadra, avremo, da quello che ho capito, anche un'ottima presenza al Consiglio Comunale, vedremo quello che possiamo fare. Qual è stato secondo lei il fattore decisivo di questa campagna elettorale? Il fattore decisivo è stato l'inconsistenza del centrodestra e il fatto che sono venuti in campagna elettorale tentando di scopiazzare le cose che abbiamo fatto noi. E poi i risultati che non sono stati in grado di determinare. Loro hanno scassato la città, l'hanno resa spenta e noi siamo stati la speranza del futuro. Tra i suoi primi provvedimenti, sindaco? Un poco di tranquillità in città. C'è troppo veleno, questi hanno fatto una campagna elettorale di veleni, di insulti. Io credo che il compito di un'amministrazione è quello di ricucire il tessuto della città, il tessuto sociale, creare fiducia, serenità. Questo è quello che dobbiamo fare. Tra le prime urgenze da affrontare. Vedi se puoi dare un ritorno a Crisafulli, così ne parliamo pure noi. Perché non sia in sintonia con tutte le altre. Sì. La prima cosa è grave, cominciare a organizzare il traffico. Cominciare a organizzare il traffico, che è un disastro, come vedrete fra 2 minuti in città non si potrà camminare, non ci saranno posti per le macchine, non si potrà fare niente, le attività commerciali sono chiuse, dobbiamo pensare a rilanciare tutto. Hanno delle domande da studio, un attimino, che le passo l'auricolare. Prego Luca. Allora, Crisafulli, intanto complimenti, bel risultato, ha detto chiaramente che se lo aspettava, anzi è andato un po' sotto, diciamo, le aspettative, è ritornato il Barone Rosso con qualche striatura di verde però, Crisafulli. No, è un Barone Rosso senza striature. Senza verde, senza neanche un po' di verde, sono candidati. Sì, i Verdi, no, assolutamente, i Verdi sono candidati nella lista dei moderati in città. Il marito della signora coordinatrice dei Verdi è all'interno della lista dei moderati. Lei Verdi parla della Lega, no? Parlo della Lega, certo, parlo della Lega. Allora con noi c'è Fabio Mancuso degli autonomisti. Allora, parla della Lega e lei sappia che... Chi c'è? C'è Fabio Mancuso degli autonomisti. Fabio Mancuso, Andrea Messina, Villardita. Fabio Mancuso gli deve dire che io lo voglio bene, ma qui è rappresentato... Dica a Fabio Mancuso che io gli voglio bene, ma qui è rappresentato male. No, Mirello, io ti voglio bene altrettanto, anche perché sei stato per me un riferimento in assemblea. Ti faccio i miei auguri e naturalmente sai che anche dalle tue parti le persone che ti hanno contrapposto in questo momento sono persone che hanno assolutamente stima anche nei tuoi confronti, quindi ormai le polemiche sono finite. Sei il sindaco di Enna, lo saprai fare bene come hai fatto bene nella tua vita sempre. Auguri ancora. Grazie Fabio, grazie. Un abbraccio, ciao. Andrea Messina della Democrazia Cristiana. Sì, complimenti sindaco e auguri di un buon lavoro per poter continuare e sicuramente migliorare quella che è l'azione amministrativa della città di Enna, che sicuramente anche dal punto di vista economico, turistico e sociale è una delle città in forte sviluppo.
Grazie. Non lo vediamo più. Delle indicazioni, grazie. Allora, Crisafulli, non è che adesso ci vuole fare pure l'aeroporto, Enna, vero? Dopo l'università, insomma, i centri... Per la verità lo volevo fare, se fossi stato aiutato dal Presidente dell'Autonomia, capace che avessimo fatto all'aeroporto. Non ci stupiamo più, non ci stupiamo più. Allora, grazie, in bocca al lupo a Mirello Crisafulli. No, per questo... non vi dovete stupire, faremo cose grandi. No, la conosciamo Crisafulli, quindi insomma sappiamo che va oltre l'immaginazione. Complimenti intanto per questo straordinario risultato del Comune di Enna. Adesso vedremo poi il dato definitivo, insomma, però se questi sono i numeri, ovviamente il risultato è più che soddisfacente. Grazie anche al nostro Salvo Calasciura, che ovviamente se ha altri ospiti ce li può comunicare. Nel frattempo arriva il dato di Agrigento, Sodano, il sindaco sostenuto da Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista è al 40%. 39,2. Beh, vabbè, no, insomma, siamo là. Insomma. Certo, è là, la soglia è importante. È importante l'altro risultato, il 34% di Alonge e il 14% di Gentile. E qui c'è una grande a sostegno della sua tesi c'è una grande responsabilità politica. Allora, vedo collegati anche il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, che si trovano, immagino, a Termini Imerese per sostenere insomma, l'ultimo miglio della loro candidata, la sindaca uscente Maria Terranova. È giusto? Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, partita questa vostra importante, però diciamo Sunseri e Di Paola. Nelle partite, quelle diciamo, dove si stanno giocando diciamo, il bottino grosso, voi non ci siete. Ma perché Termini Imerese è un bottino piccolo? No, per carità, dico, parlo dei comuni, parlo dei capoluoghi di provincia. Capoluoghi di provincia ci siamo e secondo me otterremo un grande risultato. Mi fa piacere però comunicare che al di là delle percentuali che state per ora comunicando degli altri comuni, a Termini siamo a oltre il doppio di quello degli altri comuni che hai citato, cioè Maria in questo momento, Maria Terranova è all'80%, cioè credo che sia proprio un esempio di buona amministrazione guidata. Sì, ben oltre secondo me, cioè rischia che il secondo del candidato non riesce ad entrare neanche in consiglio comunale, credo che non ci sia un caso del genere nella storia della Repubblica Italiana e della regione siciliana. Mancuso fa un po' di gesti, dice, Mancuso a Termini non esiste, quando l'MPA metterà un candidato saremo ben contenti di valutare l'MPA a Termini Imerese. Assolutamente non ci confrontiamo con chi è bravo ad amministrare. Grazie Sindaco. È tornata la calma. Allora, dicevamo, risultati questi che arrivano soprattutto da Agrigento che fanno riflettere, no? Partita, diciamo, ancora sul filo di lana. Aspettiamo il risultato, c'è il Nuccio che sicuramente ha seguito maggiormente le amministrative. Dico, Luca, è sicuramente una disfatta del centrodestra, perché noi ad Agrigento, ma assieme anche al Partito Democratico, Casa Riformista e le altre forze politiche, non avevamo un consigliere uscente. Quindi le nostre liste sono senza consiglieri uscenti e se arrivano questi numeri che stanno arrivando è chiaro che lì è una disfatta incredibile del centrodestra ed una grande prova di forza. Ma io ho anche il risultato di Marsala dove mi dicono che Andrea Napatti è in testa. Qui a Termini Imerese, come ha detto Luigi, Maria Terranova, e ricordo che Termini Imerese è un comune di 25.000 abitanti, qui c'è un plebiscito. È chiaro che il campo alternativo è avanti ovunque, ma il dato certo è che il centrodestra perde ovunque. Questo è un dato importante che farà riflettere sicuramente Schifani e farà riflettere anche le forze politiche di centrodestra. Come Movimento 5 Stelle noi abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrare di essere perno centrale, di essere anche collante di questo campo alternativo, perché ricordo che ci siamo sia ad Agrigento e che in tutti gli altri comuni, tranne ad Enna, dove nonostante non abbiamo sostenuto con il simbolo Mirello Crisafulli, è chiaro che anche lì il nostro gruppo è andato a inserirsi ove era possibile
in alcune liste con vari candidati. Quindi il Movimento 5 Stelle c'è in tutti i comuni, anche a Messina. Vediamo anche lì il dato di Messina, che testimonia però anche lì una batosta incredibile del centrodestra, che dovrà fare riflettere, mentre invece il campo alternativo, il campo progressista, se unito, vince ovunque. Allora Di Paola, io ovviamente la domanda gliela continuo a fare e gliela faccio ormai da settimane, forse da mesi, anche di fronte a Cateno De Luca presente. Questo risultato, si ricorda, c'era lei in trasmissione al punto quando Cateno De Luca disse: aspettano tutti il dato di Messina per sapere come confrontarsi con noi e per sapere che proposte possono farci e quali possiamo ricevere. Lui l'ha detto, dice, davanti a un'affermazione importante alle amministrative di Messina, è chiaro che io voglio avere un ruolo importante alle prossime elezioni regionali. Con il centrosinistra, con voi del campo largo, il campo progressista? Ma questo, guarda Luca, non dipende da noi. Io mi occupo, e penso tutti i colleghi e le forze politiche che hanno scelto di stare nel campo progressista, noi ci occupiamo di far crescere le nostre forze politiche e di far crescere questo campo. Poi ci sarà Cateno De Luca, ma così come ho detto anche nelle settimane passate, che dovrà decidere, sceglierà poi lui in base alla direzione che vuole intraprendere. Sicuramente su Messina, Cateno De Luca, ma questo lo sapevamo già prima, su Messina ha una forte impronta e ha una forza non indifferente. Lo dimostra ovviamente la percentuale che sta raggiungendo Basile al primo turno. Però dico, non posso essere io a decidere per Cateno De Luca. È chiaro che noi costruiamo il campo progressista, stiamo costruendo questa alternativa che oggi dimostra in molti comuni, anche in varie province e non solo in una sola provincia, il campo progressista dimostra che se unito assolutamente batte il centrodestra, e battere il centrodestra anche, permettimi di dire, ad Agrigento è un fatto importantissimo ed è dovuto anche lì alla tenuta del centrosinistra e ai sacrifici fatti per unire quella coalizione anche ad Agrigento. Su Termini Imerese dimostriamo che il Movimento 5 Stelle riesce a governare bene, dove ha sindaci di diretta emanazione, e riesce soprattutto ad aggregare, perché vincere qui col 75% vuol dire che è stata fatta anche una forte opera di aggregazione, ed è questo quello che poi ti permette di vincere. Allora Di Paolo, un attimo, resti in attesa Di Paolo, un attimo, perché andiamo a Messina, che dove credo ci sia Francesco Triolo. Nel frattempo vedo anche Davide Sardo ad Agrigento. Francesco Triolo con un ospite, se non va, no, questo è Davide Sardo. L'altro collegamento l'avevo visto che è caduto. Allora Davide Sardo, a te, e poi arriva un dato che arriva da Agrigento, proprio dove stiamo andando con il nostro Davide Sardo, il dato che arriva da Raffadali, che è il comune dei Cuffaro, vince, anzi stravince, no? Mancuso, Cuffaro, Ida Cuffaro, candidata a sindaco appunto di Raffadali, con percentuali anche qui bulgare, non so se simili a quelli di Termini Imerese, però insomma certamente molto molto alte. A te Davide Sardo. Sì, ancora buon pomeriggio. Allora è un testa a testa Alonge-Sodano, che hanno staccato gli altri due aspiranti sindaci di Agrigento. Dunque Sodano si piazza al 37%, è un voto ovviamente, un dato ovviamente parziale, con 1147 voti. Poi Alonge, anche lui al 37% con 1153 voti. Gentile è fermo al 15% con 459 voti, mentre Di Rosa è staccato 10% con 316 voti. Quindi si va verso il ballottaggio Sodano-Alonge, la partita è apertissima qui ad Agrigento. Allora, vediamo se riusciamo allora a sentire già... Vorrei sapere, c'è stato un racconto, il centrodestra è battuto, il Campolargo ha vinto,
insomma, mi sembra che è una narrazione lontano dalla realtà. Ad Agrigento il centrodestra si attesta intorno al 60%. Poi non ho capito se Sodano c'entra o non c'entra col Movimento 5 Stelle, perché le polemiche prima della candidatura mi sembra che è stato espulso e poi è stato ripudiato, non gli hanno dato neanche il simbolo per quanto riguarda i 5 Stelle. C'è un candidato che ha presentato controcorrente che naturalmente è assolutamente dietro alle percentuali di un centrodestra unito, ma questo abbiamo fatto mea culpa non da ora ma certamente da mesi. Dall'altro lato anche ad Augusta c'è il buon governo, così come a Termini Imerese, dove ad Augusta il sindaco del centrodestra vince con l'80%. Quindi io non direi che c'è la sconfitta del centrodestra, la vittoria di questo, la vittoria dell'altro. In Sicilia c'è un dato che è sicuramente inconfutabile: il centrodestra, se è unito, non ha avversari. Se poi al centrodestra uniamo quelle realtà autonomiste come quella di De Luca, andiamo oltre. Io vedo invece quello che è un centrosinistra che sotto il profilo elettorale ha delle risorse oggi elettorali e quindi definite, che sta rubacchiando il candidato alla presidenza della regione Ismaele Lavardera. Quindi è tutta una partita a sinistra dove viene indebolito il cosiddetto campo largo, mentre dall'altro lato si dovrebbe finire con le liti nel centrodestra, e dove le percentuali, se le vogliamo fare, siamo oltre il 60%. Sì, infatti è vero, a sentire Di Paola poco fa sembrava che il campo largo in effetti si attestasse come forza di maggioranza un po' ovunque. Poi in effetti, se guardi Messina, ti rendi conto che il risultato è un risultato testa a testa tra De Luca, ma non c'entra col campo largo, e il centrodestra. Se guardi a Enna, il risultato certamente è da qualificare come risultato di Crisafulli, quindi di un uomo. E se guardi poi invece ad Agrigento, c'è un testa a testa tra Sodano e una parte del centrodestra, ma dietro c'è anche l'altra parte del centrodestra, quindi se unito non c'è partita. In quindi politica questa... 2+2 non risulta mai, diciamo, però da lì a dire che mi sembra una suggestione, no? Il fatto che il campo largo, anzi una suggestione anche parecchio fantasiosa, che il campo largo stia vincendo ovunque, non mi sembra, anche perché spesso in alcune realtà anche più piccoline si fa per dire, ma sempre da 30.000 abitanti, 28-30.000 abitanti, c'è solo il centrodestra, cioè si contrappongono due diverse coalizioni che fanno sempre capo a un centrodestra. Allora vi fermo un attimo, perché io sto vedendo Triolo camminare a Messina, quindi vi chiedo, chiedo alla regia di mandarli in onda, e nel frattempo ci ha raggiunto anche Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, che adesso facciamo accomodare, quindi così ampliamo e apriamo anche la discussione ad altre forze politiche. Dove deve andare Messina? A San Giovanni La Pula? A che punto siamo? Prima ci dica che c'è un testa a testa al centro fra Brancato Trovato, ma con Brancato in leggero vantaggio. Quindi non è una partita, diciamo, definita, ancora no. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi colleghiamo Messina, facciamo entrare Anthony Barbagallo e poi gli altri aggiornamenti, insomma, delle piazze al voto che adesso attendono i risultati. Dopo la pubblicità. Siamo in diretta, il punto, un'edizione speciale dedicata alle amministrative del 2026. I risultati, conclamata la vittoria di Enna, seppur ancora con uno spoglio parziale, ma con un Mirello Crisafulli candidato sindaco di Partito Democratico, area progressista e controcorrente, che insomma veleggia intorno al 64%, l'abbiamo sentito poco fa, insomma ha detto insomma, mi aspettavo di più, in maniera anche provocatoria. Ci ha raggiunto il segretario del Partito Democratico, segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo. Buonasera a tutti. Che sta seguendo ovviamente tutte le piazze al voto e che ha già, insomma, un'idea, ce la possiamo già fare, insomma, di quello che sta succedendo, anche sui ballottaggi che poi sono partite sempre aperte. Ballottaggi non lo so, perché anche Agrigento è l'unico che ancora ha margine di incertezza. Io credo che ci sia un primo dato che viene confermato dagli exit poll e dai primi risultati dello scrutinio, cioè che vincono i candidati particolarmente radicati nei territori. Questa è la mia prima sensazione. La seconda è che il lavoro che ha fatto il campo progressista di cucitura delle candidature
nei centri più significativi sta dando i suoi risultati. Il fatto che il centrodestra in questo momento non vince nessuno dei 3 grandi capoluoghi di provincia e non vince a Marsala, che è la quinta città della Sicilia, lo dobbiamo ricordare, e come dire, mi pare un dato assodato e che non può essere è incontrovertibile anche durante lo spoglio. Poi, come tutte le elezioni amministrative, ci sono dati che possono essere estesi, considerati per ragioni politiche, però è chiaro che sono sempre elezioni amministrative, come tali vanno considerate, vincono candidati, ci sono ragionamenti territoriali, però credo che la vittoria anche di Termini Imerese è particolarmente significativa e questi sono comuni particolarmente popolosi che contano. Poi, come dire, sono sempre sfide che vanno prese in alcuni casi col beneficio di inventario e che vengono come dire, relativizzate. In termini assoluti credo che questo è un primo dato che emerge e con cui Schifani dovrà fare i conti, perché se le prime 2 province oggi non finiscono al centrodestra e sono Messina e Enna, è chiaro che per il Presidente della Regione è un primo dato con cui confrontarsi. Arriverà in nottata o domani mattina il responso di Agrigento e faremo un ragionamento più compiuto. Anche Marsala pesa perché era una città che era tradizionalmente di centrodestra, dove l'amministrazione uscente era di centrodestra. Il fatto che Andreana Patti, in base ai primissimi dati, è così avanti, anche così, in base ai nostri dati superiori al 15% dello scrutinio, siamo al 46%, quindi è un dato alto di cui tenere conto e che, come dire, con cui anche il centrodestra e Schifani dovrà fare i conti. Allora, intanto, visto che abbiamo sentito già il nuovo sindaco, tra l'altro sul sindaco di Enna dobbiamo fare un ragionamento anche con Barbagallo, con il Partito Democratico, quindi saluto Salvo Calaciura, non so se è ancora in linea, così lo salutiamo in diretta, tra poco ci sono collegamenti anche con altre piazze, vedo riaccendere la luce, eccolo qua, Salvo Calaciura, che ha sentito subito, ha braccato e sentito il nuovo sindaco di Enna, Mirello Crisafulli. Io non so, Salvo, se prima di chiudere hai da aggiungere qualche altra cosa, qualche altro collegamento, ci vuoi dare qualche altro dato o qualche altro ospite, se no ti liberiamo. Allora, ti dico subito che il Mirello Crisafulli, il nuovo sindaco di Enna, ha abbandonato subito la sede del comitato elettorale ed è andato subito via. Qua sono rimaste pochissime persone che stanno comunque già festeggiando, si attende ancora l'arrivo degli altri dati, siamo intorno al 34% delle sezioni scrutinate, il vantaggio di Crisafulli rispetto agli altri candidati si consolida sempre più, siamo attorno al 64% per Crisafulli, 33% per il candidato del centrodestra De Rose, mentre al 4% per il candidato civico Fiammetta. Per il momento è tutto, se non ci sono altre indicazioni da parte vostra vi restituisco la linea. Grazie Salvo Calaciura, per preziosissimo il tuo lavoro da Enna, quindi ti ringraziamo e ti liberiamo. Andiamo a Messina con Francesco Triolo, che è con un ospite che non vedo nel monitor piccolino, appena lo vedevo più grande, eccolo qua. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è, l'onorevole Gallo. Francesco Gallo, ti dico subito che c'è stata un'ovazione qui appena un minuto fa, perché è arrivata la seconda proiezione che dava Basile al 53,6% e quindi c'è stato proprio tra tutte le persone che stanno qui nella sede di Basile un applauso quasi liberatorio, ma c'è un clima di attesa sostanzialmente per il risultato. Più che liberatorio, confermativo, diciamo. Vabbè, ma in questi momenti ci sta. È quello che si aspetta, è solo la conferma del buon lavoro fatto in questi ultimi 8 anni, prima con De Luca e poi con Federico Basile, che viene premiato dagli elettori come noi ci aspettavamo, diciamo senza mezzi termini. Luca, vuoi fare domande? Sì, onorevole Gallo, non c'è stato mai un momento, diciamo, in cui avete temuto, no? Cioè, in questa campagna elettorale che commentavamo prima con Francesco Triolo, dai toni violentissimi, diciamo, non si è mai percepito che i vostri avversari, diciamo, riuscissero a scalfire consenso, almeno questo fuori dalle mura di Messina. Non so se dentro, non so se nella città di Messina era diverso. Guardi, noi siamo abituati a rispettare i nostri avversari, nel senso che non sottovalutiamo nessuno,
Sinceramente il rapporto che Basile ha creato con i cittadini e con gli elettori è talmente forte, è proprio un rapporto personale di fiducia altissima, e quindi non c'era spazio per immaginare un risultato diverso. Ma è stata una campagna elettorale brutta, io l'ho definita un po' di brutti, non è stata una bella campagna elettorale. No, certamente sotto il profilo dei toni non è stata una bella campagna elettorale, ma lo è stata dal punto di vista della partecipazione diciamo all'attività vera di una campagna elettorale, cioè candidarsi, cercare il consenso, ottenerlo. Tutto questo è confermato dall'affluenza alle urne che è salita rispetto a 4 anni fa. Allora, Mancuso, Gallo è uno dei responsabili, diciamo indirettamente, no? Gallo, essendo deputato nazionale, quindi avendo portato questa lista fuori, diciamo, quindi dandole una connotazione nazionale, è uno dei responsabili di questa storia delle firme, no? No, mica è un no, lui ovviamente, no. Mica lui. No, ma c'è una scelta che, attenzione, io non è che l'ho contestato, ho detto che sicuramente qualcuno alzerà il ditino e chiederà a un tribunale amministrativo se quello che è stato fatto è regolare o meno. Attenzione, io sono alla parte dei cittadini. Al di là di quello che diciamo, i cittadini hanno scelto a Messina di riconfermare Basile, io ritengo che quello è il dato elettorale, però non si può assolutamente impedire a chi alza il ditino e dice cosa ne pensate di questa situazione, e se naturalmente il Tribunale amministrativo, poi la partita non è più elettorale, è un'altra cosa. Chiaro. Quindi rispetto a tutto questo vedremo, così come hanno preannunciato, se qualcuno alza il ditino oppure rispetta il voto popolare. È una questione assolutamente... Lo può alzare chiunque questo ditino? Lo può alzare qualsiasi cittadino. È chiaro che la volontà popolare assume, diciamo, una importanza principale e prevalente rispetto a qualsiasi altro formalismo tecnico che, per carità di Dio, ci sta assolutamente, però io dico che secondo me non bisogna trovare un accanimento rispetto a queste cose, nel senso che altrimenti potrebbe essere anche utilizzato, conoscendo De Luca soprattutto, potrebbe anche essere utilizzato in chiave strumentale anche questo, piuttosto il tema è comprendere anche lì De Luca cosa vorrà fare adesso dopo questo risultato, cioè in quale terreno da gioco vuole giocare la sua partita e che debba deciderlo anche una volta per tutte. No? Anche perché... Allora facciamo rispondere un attimo Gallo su questa questione, onorevole Gallo, prego. No, su questa questione non è il giorno e non è il momento per rispondere. Adesso ci godiamo. Ma lei si è spostato al centro, che fa? Il democristiano, Gallo? Perché io sono nato democristiano, ecco, il segretario dei giovani democristiani circa 32-33 anni. E quindi ogni tanto se lo ricorda. Ed è lì che ho conosciuto Cateno De Luca, tra l'altro, per un scherzo della storia. Quindi diciamo ne riparleremo nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, anche perché non si sa né quando si vota né come si vota e neanche chi saranno i candidati alla presidenza della regione o alla presidenza del Consiglio. Senta, De Luca ha detto si vota a ottobre. De Luca ha detto che si vota a ottobre, ma non basta che lo dica lui, ha anche suggerito di firmare una sfiducia, ma non mi pare che i suoi colleghi siano corsi a firmarla, quindi è una previsione, è un'ipotesi, ma non decide De Luca quando si vota, purtroppo. Senta, questa sua affermazione, Mancuso ha detto, in effetti è democristiano, quindi insomma... Lo prendo come un complimento. Chiaramente. Allora andiamo invece a Bronte, dove c'è Simona Mazzone con un altro ospite. Simona. Intanto, prima di sentirlo, una pillola di cronaca: c'è stata una denuncia a Bronte per un elettore che si è introdotto nella cabina elettorale con il telefonino, ma la foto non è stata trovata, quindi però è stato denunciato ugualmente. Allora, Meli, assessore designato, c'è veramente una gara a due, una corsa fra voi e Castiglione? Sì, diciamo che secondo gli ultimi dati si sta delineando sempre una gara, sembrerebbe attualmente alle 5 del pomeriggio, una gara a due.
Ma sempre come dice Giuseppe, forse è meglio riservarsi ancora prima di dare dei risultati più certi, quindi sicuramente tra un'oretta avremo qualcosa di più certo. Diciamo che si vedono, diciamo, i frutti del lavoro di questi anni passati che stanno premiando Giuseppe a fronte di tante lingue che pensavano che saremmo arrivati totalmente ultimi. La cosa sembra andare un po' diversamente. Ci riserviamo di parlare tra qualche ora magari con dei dati un pochino più certi. Anche perché oltre a Castiglione, sostenuto dal sindaco uscente Firrello, ci sono altri 2 candidati rappresentati dalla politica di partiti importanti, quindi voi con una lista civica siete sostenuti anche da controcorrente, però vi aspettavate di arrivare fino a dove in questo momento. Simona, scusami se ti interrompo, no, perché ti sentiamo a intermittenza. Ristabiliamo il collegamento così possiamo sentire anche, avere una comunicazione un po' più chiara. Allora, se andiamo da Sardo, nel frattempo arriva un altro numero da Milazzo, che è un'altra delle città nel Messinese chiamata al voto, un'altra piazza importante. Il candidato del centrodestra è avanti con il 53,9% dei voti. In questa città, a Milazzo, si era speso Cateno De Luca con uno dei nomi, diciamo, più in vista del suo partito, che era Laura Castelli, ex sottosegretario all'economia del governo Conte, e quindi insomma che si ferma, o meglio sta veleggiando al 17,1%, quindi insomma praticamente partita chiusa. Davide Sardo. Sì, ancora collegati con il comitato elettorale di Luigi Gentile. Qui la partita è aperta tra 2 contendenti, nel senso che Alonge e Sodano viaggiano, volano tantissimo a livello di voti, entrambi si attestano al 37%. E in testa Alonge di pochissimi voti, con 1210 voti, preferenze, mentre Sodano è in svantaggio di 5 voti al momento, 1205. Gentile e Di Rosa sono distaccati di parecchio. Gentile al 15% con 502 voti, Di Rosa è ultimo con 332 voti. Sono dati parziali, ma si corre verso il ballottaggio Alonge e Sodano. Ma attenzione, perché la partita è ancora apertissima, si può vincere anche al primo turno. Ti do alcuni dati. In provincia di Agrigento, a Raffadali ha vinto la nipote di Totò Cuffaro, Ida Cuffaro, ha battuto Sabrina Mangione, mentre a Ribera è in testa di parecchi voti Carmelo Pace, onorevole parlamentare regionale, che potrebbe tornare a fare il sindaco di Ribera, mentre a Cammarata... È indagato, lo ricordiamo, no? Parecchi voti, bisogna capire se supera il 40, questo ci dovrebbe dire... Come Luca? Intanto vogliamo sapere se Pace supera il 40. Mi dicono si attesta al 55% addirittura. Questa è la notizia. Questa è la notizia. Che praticamente ha vinto. Però dico, non lo ha scalfito per nulla la questione. Io credo che torni il ragionamento sulla territorialità. Alla fine, intanto io credo che dobbiamo maturare il tema del garantismo, cioè cedere a facili tentazioni. Da questo punto di vista io credo che i cittadini sono attenti, poi fanno le scelte anche sulla presenza del riferimento di turno, al politico di turno, e mi pare che questo è uno dei dati che conferma questa tornata elettorale. Quindi ancora mi pare che stia prendendo un po' forma. Resta ancora le incertezze sui comuni del Siracusano e a Barcellona Pozzorigotto, mi pare. È un'altra partita è Ispica. È Ispica, adesso mi pare che sta prendendo forma la situazione nei comuni più grossi. Certo, Agrigento noi abbiamo qualche dato su Sodano che è nettamente migliore rispetto a quelli comunicati, che ci hanno comunicato i rappresentanti di lista, però come dire, aspettiamo ancora lo spoglio. Allora Davide, prego, continua. Sì, per quanto riguarda invece Cammarata, è in testa Mangiapane, sindaco uscente, dovrebbe battere alla fine Giuliano Traina. Quindi a Raffadale ha vinto Ida Cuffaro, nipote di Totò Cuffaro. A Ribera è in vantaggio di parecchi voti Carmelo Pace, che potrebbe tornare a fare il sindaco di Ribera. Ad Agrigento è partita aperta tra Alonge e Sodano.
Alonge e Sodano fuori Gentile in questo momento dalla contesa, quindi quella tua scritta gentilmente, esatto. Diciamo, potrebbe, diciamo, concludersi oggi. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, Simona Mazzone c'è? Sì? Non ho capito dov'è adesso, perché Simona si sposta, insomma, sì, per i vari comitati elettorali. Sì. Eccoci qua, vai Simone. Sono sempre al comitato elettorale di Gullotta, non sentivi prima, quindi non abbiamo dato possibilità al nostro ospite di rispondere sulla questione politica, perché loro comunque con Gullotta si presentano più con una partecipazione civica piuttosto che politica, anche se, come dicevo all'inizio, c'è controcorrente il partito di Lavardera a sostenerli. Dall'altra parte ci sono dei partiti forti, e almeno i due rimasti in coda sono i partiti di Fratelli d'Italia e Lega da una parte, e dall'altra parte il Partito Democratico. Dico, questa sfida ve l'aspettavate di arrivare fin qui? Lo so, sembriamo Sansone contro Golia, però ci stiamo provando. La gente sta premiando un pochettino questi anni di impegno da parte di Giuseppe, seppur non è stato una persona presente nelle istituzioni, all'interno delle istituzioni, è sempre stata una persona che si è battuta per le persone e si è fatta valere. E oggi sta raccogliendo, oggi sta facendo la sua raccolta perché le persone lo stanno premiando. In caso di ballottaggio voi con chi vi trovereste degli altri candidati? Su questo preferirei non rispondere e magari ne riparliamo a dati più certi, perché ancora qui si possono delineare tantissime altre situazioni, quindi prima di dare una risposta del genere sarebbe meglio avere dei dati più certi, quindi magari tra un'oretta, tra 2 orette già sapremo le cose un po' più certe. Va bene, grazie a Fabio Meli, non me lo ricordi perché me lo ricordo il nome. Prima l'ho chiamato Luca Meli, quindi grazie, è uno degli assessori designati. Mi sa che qui però Simona non parla nessuno, perché qui la partita è veramente sul filo di lana, stiamo confrontando anche i voti che ci arrivano. Dicevo che c'è proprio 1 o 2 punti percentuali che salgono, esatto, e scendono tra Castiglioni e Gullotta, e quindi entrambi non sanno veramente come sta andando. La partita dice che in questo momento è avanti Gullotta. No, ho letto da un diciamo, sondaggio che è pochissimo avanti Gullotta, 511 con 492 Castiglione, però diciamo quindi partita ancora apertissima, diciamo. Castiglione dalla sua ha chiaramente la grande esperienza maturata nel mondo delle istituzioni, ha svolto ruoli di tutto rispetto, l'ha fatto anche bene da Presidente della Provincia, da Vicepresidente della Regione Siciliana, da Sottosegretario all'Agricoltura. Chiaramente diciamo che la sua arma, cioè l'esperienza, può essere anche, diciamo, la sua spina sul fianco, no? Il fatto che i cittadini poi ad un certo punto guardano anche ad altre esperienze. Secondo la mia idea, ecco, Castiglione ha e vanta un'esperienza eccellente sotto il profilo anche amministrativo. Vedremo, in effetti i risultati comunque ci sono, perché sta andando avanti benissimo. Vediamo di capire, ecco, come evolve la situazione, anche perché ancora siamo a dati molto parziali. Quindi diventano in questo momento interessanti le partite di Agrigento, dove in realtà questo strapotere, questa vittoria, diciamo, che poteva essere nel primo turno di Sodano, viene ridimensionata ed è una partita ancora testa a testa. La questione di Bronte, secondo me, è una questione anche politicamente interessante, se non altro per chi si sta spendendo in questa partita. Poi ci sono dei risultati che ovviamente hanno dato dei numeri importanti. Partito Democratico Enna, che è successo? Tra l'altro con una vittoria di questa diventa complicata gestirla, sta storia del Simo. Complicato gestirlo, io sono contento dal punto di vista umano, politico, per Mirello, a cui voglio bene. È una vittoria che è frutto della storia politica innanzitutto di Mirello, della sua esperienza, della sua competenza. Avrà tanto da fare, a 76 anni dovrà rimboccarsi tanto le maniche per guidare una città che è ridotta veramente male dopo tanti anni, a nostro giudizio, di disamministrazione. Però Mirello e tutta la sua squadra avranno tempo e soprattutto avranno storia, competenza e spessore per rilanciare Enna ai fasti che merita. Simbolo. Simbolo è, siamo un partito e quindi quando si assumono le decisioni, poi le decisioni sono di tutti, però voglio dire, è acqua passata, bisogna parlare ormai
di come si amministra Enna, di che tipo di squadra fare. Peraltro aspettiamo, in base ai nostri dati, i dirigenti del Partito Democratico che verranno eletti sono tantissimi, quindi c'è anche una presenza numerosa non soltanto nel rapporto col sindaco ma anche con i consiglieri comunali eletti. Continuano ad arrivare lentamente anche i dati ovviamente che riguardano il servizio di gestione dei dati appunto della regione siciliana, quindi insomma man mano vi stiamo dando dei dati che seppur parziali arrivano ovviamente dalle diverse segreterie. Siracusa, l'abbiamo detto, Augusta, sì. C'è la riconferma di Di Mare in maniera plebiscitaria, quindi il centrodestra, al di là delle continue narrazioni che c'è chi vince e c'è chi perde, qui mi pare che c'è un equilibrio generale e dove c'è il centrodestra spaccato è chiaro che qualcuno prende vantaggio, ma se il centrodestra fosse unito dappertutto non c'è partita, quindi rispetto a questo ritengo che il centrodestra in questo momento in Sicilia è in buona salute. Se facciamo una somma di quelle che sono le percentuali dei vari candidati sindaci che poi nei territori si sono spesi. C'è anche un altro dato che riguarda più in particolare l'affluenza in due centri, in due capoluoghi di provincia. A Enna l'affluenza si ferma ad Agrigento l'affluenza si ferma a 59,9%, quindi non arriva al 60%, con un lieve calo rispetto alla precedente tornata amministrativa, meno 3,80. A Messina invece, e lo abbiamo detto anche in occasione di qualche collegamento, addirittura è superiore rispetto alle ultime amministrative che elessero allora il sindaco Basile. Adesso la percentuale è salita di un più 6,37. C'è un'altra partita appunto che dicevamo, quella di Agrigento. Quella di Agrigento insomma è una partita, no, Mancuso, che diciamo, la vedo ad oggi di difficile soluzione perché stiamo correndo veramente sul voto. Io adesso vediamo se riusciamo a ripescare. Andiamo al ballottaggio probabilmente. Se non c'è al ballottaggio, ma lì c'è una grande responsabilità politica che bisogna assolutamente chiarire, perché ora non dico che diventa complicato l'apparentamento al secondo turno, ma dovremmo capire le grandi motivazioni che hanno spinto a rompere una coalizione dove la maggioranza del centrodestra era coesa e dove c'è un territorio che aveva scelto un candidato credibile, e quindi vedremo se effettivamente si vuole fare un tavolo regionale prima della tornata prossima del ballottaggio, affinché si possa chiarire tutto. Quindi qualcuno si scandalizza per cose di minore entità, mentre noi ci siamo scandalizzati dove una città importante come Agrigento sia stata trattata da alleati in maniera sicuramente non a vantaggio del governo regionale di centrodestra. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, diamo una piccola fascia pubblicitaria così vediamo se riusciamo a ristabilire qualche altro collegamento dalle piazze al voto. Anche. Okay. Allora un attimo, adesso sistemiamo questa cosa, un attimo, andiamo in pubblicità e sistemiamo gli ultimi collegamenti, vediamo. Rientriamo in diretta con il nostro punto speciale elezioni amministrative 2026 con 71 comuni siciliani al voto, tre capoluoghi di provincia, Messina, Enna e Agrigento. A Enna, l'abbiamo raccontato, c'è la vittoria netta di Mirello Crisafulli, candidato dell'area di centrosinistra con il 64% dei voti. Stiamo raccontando la partita di Messina, dove insomma Basile sembra in vantaggio, aver superato con le sue percentuali oltre il 51%, diciamo qui adesso poi ballano i numeri, le unità percentuali. La partita aperta invece sembra essere quella di Agrigento, dove ci ricolleghiamo con Ismaele Lavardera, leader del movimento controcorrente, che se la sta giocando con il candidato Michele Sodano. Allora, Lavardera, che notizie ci porta? Forse non ci ha sentito. Lavardera, ci sente?
Allora, non ci sente Ismael Lavardera, vedo Francesco Triolo che è in collegamento da, non lo so, non lo capisco, penso dal comitato elettorale di Scurria. Il comitato elettorale di Scurria che in questo momento è vuoto, non c'è gente, non ci sono rappresentanti. Ti sentiamo pianissimo, Francesco, ti sentiamo pianissimo. Programmiamo meglio? Mi senti ora? Adesso un po' meglio, un po' più forte. Allora, mi trovo al comitato elettorale di Scurria dove non ci sono esponenti politici in questo momento, ma solo rappresentanti della stampa, perché comunque il dato non sta sorridendo in questo momento a Marcello Scurria e quindi non c'è grande partecipazione da parte politica. Vedremo se nelle prossime ore qualcuno si paleserà, compreso il candidato al sindaco Marcello Scurria, che in questo momento è quello che segue al secondo posto Federico Basile. Vedremo se riuscirà a recuperare lo svantaggio che comunque è diventato parecchio importante. Allora Francesco, candidato sbagliato questo Scurria secondo te? Non te lo so dire, nel senso che è un candidato che comunque ha una sua storia, è un candidato che arriva dalla sinistra, era con Cateno De Luca e si è affiancato, si è appoggiato a Matilde Siracusano e quindi al centrodestra è stato un po' imposto, probabilmente non c'è stata quella unità di intenti perché si è arrivato a un certo punto con tanti nomi e poi con il suo nome imposto. Probabilmente questo non lo ha aiutato, al di là poi della presenza di tanti ministri che sono arrivati a Messina nell'ultima settimana, ma che non hanno toccato probabilmente le corde dei cittadini. Allora, va bene, vedi se riusciamo a trovare Scurria, così lo intervistiamo. Nel frattempo ritorna da Agrigento dove c'è Ismael Lavardera. Allora, dicevamo, Lavardera, partite sul filo di lana. Ah sì, ci vuole un cardiologo. Certamente però c'è un dato che emerge, che in una città che era certa di vincere il centrodestra, evidentemente si sono fatti male i calcoli perché la partita è apertissima e fino a un mese fa nessuno avrebbe mai creduto che ad Agrigento potessimo giocare la partita e addirittura siamo avanti al candidato del centrodestra. Sono dati parziali, vanno presi con le pinze, potrebbe succedere di tutto, ma siamo attorno al 39% al rischio della soglia del 40%. Permettetemi di dire che questo risultato già così per com'è lo definisco straordinario perché va al di là di ogni aspettativa. Un mese e mezzo fa il cosiddetto Campolargo, comunque le liste, anche la stessa lista di controcorrente, ci ponevamo il problema del superamento delle soglie di sbarramento del 5%. Oggi siamo in piena partita e aspettiamo il risultato ovviamente un po' più consolidati, ma siamo molto fiduciosi. Allora, poi diciamo, male che vada andate al ballottaggio, se bene che vada vincete al primo turno. Ci ha raggiunto Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, diciamo su Agrigento, questo di controcorrente certamente. Barbagallo è un risultato ottimo, diciamo, è un risultato che è spendibile anche su altri tavoli. Ma io non mi accontento del risultato di oggi, perché Agrigento intanto dobbiamo capire se vinciamo o meno, se non vinciamo dobbiamo puntare a vincere al ballottaggio, però ancora è presto per fare calcoli, sarà una notte lunga, mi pare che lo spoglio tradizionalmente a Agrigento non va mai veloce, quindi prepariamoci a fare nottate se non aspettare l'alba, però il dato che emerge con buona pace dei commentatori del centrodestra è che delle 4 realtà più significative al voto, Agrigento, Enna, Marsala e Messina, il centrodestra non vede neanche la palla, forse arriva al ballottaggio ad Agrigento, vedremo. Quindi noi non ci accontentiamo, speriamo di provare a fare l'unblane anche ad Agrigento e andiamo avanti. Il campo progressista ha fatto un buon lavoro, serriamo le fila perché veramente è l'elezione che può marcare la differenza anche rispetto alle nefandezze di Schifani e dei suoi sodali. Lavardera. Ha sentito no, certamente abbiamo fatto una buona operazione di sintesi attorno a un candidato assolutamente spendibile. La partita è assolutamente aperta, quindi attendiamo, siamo fiduciosi, però ripeto, rivendico con grande felicità, e questo il campo progressista lo deve ovviamente insieme a me rivendicare, che questa partita era già data per persa dai bookmakers
era impossibile, ad Agrigento una patria dei dinosauri, Cuffaro, Di Mauro, Savarino, sono tutti di qua. Mi permetto di dire che forse era la partita più complicata di tutte le elezioni amministrative, e che certamente oggi siamo addirittura avanti al candidato centrodestra, almeno fino a quest'ora, perché poi tutto può succedere. Già per noi è un grande risultato. Noi puntiamo e siamo fiduciosi che è possibile anche farcelo al primo turno. Attendiamo, ci aggiorniamo più tardi. Grazie Ismaele Lavardera. Cerco un cardiologo. Cerco un cardiologo, adesso qua vediamo, ci attrezziamo, glielo mandiamo da qua, da Catania direttamente. Tanto con queste strade arriverà in un battibaleno, con le strade siciliane. Il risultato certamente è eccezionale. Davanti a uno dei candidati del centrodestra, io lo ribadisco per l'ennesima volta. Allora, Mancuso, c'è Lavardera qui, Mancuso sì. continua a sostenere che se non ci fosse stata questa spaccatura del centrodestra voi non toccavate palla, cioè voi... No, io dico un'altra cosa, dico che Lavardera ha indovinato il candidato contro anche il Movimento 5 Stelle, che sappiamo com'è finita. Ci ha creduto fino in fondo, ha creato le condizioni per essere in competizione, addirittura può arrivare anche al primo turno, quindi merito a Lavardera dell'operazione elettorale che ha portato avanti. Dall'altro lato c'è il centrodestra che ha presentato 2 candidati con la certezza che dividendo il centrodestra o buona parte del centrodestra, perché è andata via solo la Lega e l'ADC di Cuffaro, poi non si capisce, dice che c'è l'OPA, una cosa, un'operazione aritmetica, non so cosa vogliono fare, hanno creato le condizioni affinché oggi sia il Campolargo sia Ismaele Lavardera possono parlare su Agrigento. Se questo non ci fosse stato, la partita era certamente chiusa con grande risultato da parte del centrodestra. Poi naturalmente io non voglio ribadire le cose che già abbiamo detto. A Enna il Partito Democratico ha avuto i suoi problemi e naturalmente se perdevano non c'entravano nulla, hanno vinto, troveranno le ragioni per lavorare insieme a Mirello Crisafulli. Su Cateno De Luca, insomma, non ci appendiamo la giacca nessuno, ha vinto Cateno De Luca a Messina, punto e basta, non c'è ragione per ognuno di noi, sia il centrodestra che il centrosinistra, di gioire. A Marsala c'è un'altra partita aperta, anche lì 2 candidati del cosiddetto centrodestra, da una parte il sindaco uscente, dall'altro la Adamo, che naturalmente ha spaccato il centrodestra. C'è una profonda riflessione nell'area di governo che bisogna fare, che non deve partire, lo ripeto, da quello che può essere un semplice voto d'aula sul nulla o su un piccolo emendamento, deve partire dalle ragioni dello stare insieme e ognuno deve mettere l'umiltà per raggiungere questo risultato. Speriamo che succeda e io non lo vedo come un voto che guarda all'azione del governo regionale, lo vedo come un voto territoriale. No, non è così, Mancuso, sa che non è così, è un voto che guarda ovviamente a quella scadenza, ma se non altro, guardi, Cateno De Luca l'ha detto poco fa. Cateno De Luca fa la sua partita, perché ancora dobbiamo capire come decide, quando decide e cosa decide, quindi il centrodestra ritengo che farà la sua partita e poi c'è la questione del centrosinistra che è molto chiara, Ismaele Lavardera candidato presidente e poi si vedrà se col Campolargo saranno disposti, qui c'è il segretario Si regionale mette del lì in casa degli altri. No, saranno disposti ad accettare la candidatura sui voti o sarà disposto Ismaele a fare un passo indietro a favore del Campolargo per favorire la competizione alle regionali. Allora, segretario, vuole rispondere? Diciamo... Ma non è questa, oggi stiamo commentando risultati precari delle elezioni amministrative. Esatto. Il tempo delle elezioni regionali e politiche arriverà presto. Io, come ho detto più volte, il campo progressista ha fatto un buon lavoro di cucitura, nei 15-14 comuni più popolosi al voto andiamo in quasi tutti compatti, quindi è un lavoro di sintesi che ci ritroveremo anche per le prossime elezioni. Sulla questione, diciamo, che appunto come dice Mancuso, queste elezioni comunque in qualche modo certificano, almeno secondo Mancuso, ma secondo un'area più ampia anche di pensiero, che con questo risultato, qualunque sia il risultato, cioè già il ballottaggio è un risultato che premia Ismaele Lavardera, che sarà, come dice Mancuso, secondo lui il candidato
o da solo o del centro-sinistra. Ad Agrigento io credo che... No, ad Agrigento, alle prossime elezioni regionali. Il risultato credo che si riferiva... Il risultato chiaramente è il riferimento di Agrigento. Ad Agrigento c'è il campo progressista unito, non è che è solo il partito di controcorrente, quindi... allora non è che... la smorza così, diciamo. Ma no, è chiaro che c'è una complessiva valutazione delle candidature, ma se il campo progressista è unito non credo che sia avvantaggio uno piuttosto che un altro. Poi faremo i conti alla presidenza al momento opportuno e anche sul metodo di scelta del candidato presidente. È chiaro che però De Luca, insomma, è un valore aggiunto, o di qua o di là, insomma, in questo momento... Parleremo anche di quello, ancora, come dire, mi sembra prematuro. L'onorevole Barbagallo è un pro De Luca, quindi è in una situazione che naturalmente è per ricucire ancora di più l'area del centro-sinistra. Allora, che numeri abbiamo dagli altri comuni? La sua Pedara che si Pedara già abbiamo vinto, diciamo che è archiviato da un po'. Prima di andare al voto. Stavo oltre al 60, era già, diciamo, nell'aria. E Pedara, lo diciamo per quei 2 o 3 che non lo dovessero sapere, è il comune di origine dell'onorevole Barbagallo, del quale è stato sindaco, no? Insomma, anche, ma le palestre sono quelle, consigliere comunale, sindaco, qualche responsabilità e poi si va avanti. Il problema è l'improvvisazione. La classe politica deve venire fuori da quella che è una palestra, e la palestra sono queste competizioni elettorali, partendo dalle amministrative. Io spero che i partiti si organizzano in questa maniera, se no avremmo sempre una classe dirigente che non sa cosa succede nel territorio o cosa si deve fare per il territorio. Quindi ben vengano quelle che sono poi le azioni nel territorio e quelli che sono i risultati nel territorio. Non a caso Pedara l'ho governata da quanti anni? Penso da 10 lustri, non so 29, io neanche. Quindi... E con questi 5, 34. Perché non ha mai cambiato... Ma vuol dire che c'è una buona amministrazione. Io non credo che votano o a destra o a sinistra a Pedara. Votano gli uomini che poi la classe dirigente sceglie, hanno dimostrato di governare bene, no? Ma questo è, diciamo, l'abbiamo detto tante volte anche nei nostri commenti, diciamo, la Sicilia ha un unicum particolare, no? Sia a livello regionale sia poi, diciamo, declinato a livello di classe dirigente locale, cioè ci sono dei movimenti territoriali che esprimono classe dirigente e quindi esprimono anche un buon numero di voti, e quando, diciamo, questo succede determinano poi questa o quella rielezione, al di là, diciamo, dell'appartenenza politica. Nei comuni questo si vede sempre più spesso, non a caso abbiamo commentato Agrigento. Poco fa si è affacciato Zambuto della Democrazia Cristiana, che ha fatto il sindaco per 10 anni, anzi 10 anni fa ha fatto il sindaco ad Agrigento, e oggi ancora ci ha detto la Democrazia Cristiana è un partito vivo, nonostante quello che è successo a Cuffaro. Ida Cuffaro, tra l'altro, rieletta, lo abbiamo detto, nel suo comune Raffadali. Che partite sono rimaste aperte? Mancuso? Floridia ha vinto l'uscente, che è Carianni, al Partito Democratico. Giovane, mi pare che resti solo Lentini. Sì. C'è un testa a testa. Ispica sia al ballottaggio anche. Ispica che diciamo, sta diventando comune di lotta di tutte le aree. Barcellona e Milazzo, non abbiamo notizie noi. Milazzo abbiamo avuto prima diciamo, le prime proiezioni, il centrodestra 53%, 53,9% contro il candidato di De Luca 17%, quindi Milazzo dovrebbe essere, a meno che non ci siano ulteriori diciamo, cambiamenti proprio questo non si sa quale proporzione. Questo è un altro dato, centrodestra unito, De Luca grande campagna elettorale a Milazzo, e naturalmente se il centrodestra è unito e c'ha un candidato credibile vince senza nessun problema. Allora facciamo così, chiudiamo con, perché mi pare che insomma l'abbiamo esaurita, adesso ci serve capire in effetti le percentuali, ma questo non lo esauriremo nei tempi diciamo di questa trasmissione fino a prima del telegiornale, se non con qualche dato ancora più certo, però insomma non arriveremo ai definitivi, soprattutto perché abbiamo imparato a capire che le amministrative insomma se la tirano davvero per le lunghe. Allora facciamo così, lo dico anche alla regia, mandiamo l'ultima fascia pubblicitaria, poi proviamo a ricollegare i nostri inviati
sul campo, Francesco Triolo a Messina, dove ancora insomma, cerca di sentire voci di vincitori e sconfitti. Vi abbiamo dato poco fa una notizia comunicata direttamente da Cateno De Luca. Ci sarà una conferenza stampa giovedì a Palermo, dove De Luca insomma, farà il punto di queste elezioni amministrative, almeno per quello che riguarda il suo movimento. Fino ad ora, diciamo, almeno così, poi potrebbe cambiare idea, ci ha abituato a questo e ad altro nel giro di poco, però fino ad ora ha scelto di non voler comunicare con la stampa. Quindi vediamo che cosa succede a Messina e direi contattiamo subito il nostro Francesco Triolo e poi vediamo cosa ci dice a Bronte Simona Mazzone, che ha degli ospiti. Anche là si muove la partita politica del catanese. Subito dopo la fascia pubblicitaria. Arrivederci. Allora, rientriamo in diretta, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alle elezioni amministrative. Abbiamo praticamente esaurito, come era diciamo, facile immaginare, con le prime proiezioni, i primi voti reali, le partite che più interessavano ovviamente la Sicilia. Partiamo con un riepilogo, partiamo da Messina, dove il sindaco uscente Federico Basile, che si è dimesso per poi ricandidarsi immediatamente per spiazzare un po' le altre compagini politiche, è stato rieletto. Ancora i voti sono parziali, ma insomma veleggia su percentuali ben oltre il 50%, superando ovviamente la soglia che gli consente di essere eletto al primo turno. Gli altri praticamente non pervenuti, compreso il candidato del centrodestra, che diciamo, dovrebbe avere percentuali leggermente più basse in questo momento con le ultime proiezioni reali rispetto al 40%, quindi insomma questo è quello che ci racconta Messina. A Enna eletto in maniera plebiscitaria praticamente il Barone Rosso, Vladimiro Mirello Crisafulli con con quasi il 64% dei voti. Gli altri insomma restano ovviamente a guardare, doppiati praticamente da Mirello Crisafulli, che abbiamo sentito anche in anteprima nella nostra trasmissione. Partita aperta invece ad Agrigento, dove è un testa a testa fra il candidato del campo progressista Michele Sodano, eccolo qua, che è diciamo in bilico tra l'elezione al primo turno. Oltre il 40% sarebbe elezione al primo turno, sotto sarebbe ballottaggio con Gerlando Alonge, che è il candidato dell'MPA, il candidato di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, dell'UDC. Non c'è la Lega in questa compagine che sosteneva Gentile sindaco. Quindi questo per quanto riguarda le grandi piazze. Per quanto riguarda invece quindi i capoluoghi di provincia, abbiamo detto anche delle partite, delle sfide che ci sono a San Giovanni da Punta, quindi nel Catanese, e a Bronte, dove adesso ci collegheremo con la nostra Simona Mazzone, che ci racconterà le ultime. Insomma, il campo progressista, il centrosinistra, sembra essere in vantaggio, almeno con questi numeri, sul centrodestra. Allora andiamo da Simona Mazzone a Bronte e poi a Messina da Francesco Triolo. Eccoci, sono con Francesco Bortiglio, che coordina il partito di Forza Italia qui, e in questo momento, mentre vi parliamo, Giuseppe Castiglione è leggermente in vantaggio, quindi diciamo ci sono buone speranze per voi. Sì, sembra inopportuno al momento fare delle previsioni, però Giuseppe è in vantaggio per una buona percentuale rispetto al secondo candidato, e tutti gli altri sono distaccati già di molto. Crediamo insomma che sia una bella partita e la giochiamo fino in fondo, fino a stasera. Bella partita, ma dura battaglia. Sì, è dura battaglia, ma noi ci crediamo. Forza Italia è un partito, il partito uscente della sindacatura uscente, quindi crediamo di potercela fare anche questa volta. Se il centrodestra fosse stato tutto unito, qui sarebbe stata una vittoria bulgara, come si suol dire, secondo voi? Sicuramente era una vittoria schiacciante senza problemi, però come dicevo Forza Italia è il primo partito qui a Bronte, ci proviamo. Hanno deciso insomma, di distaccarsi dagli altri componenti del centrodestra, è stata una loro scelta, vedremo insomma, come andrà a finire. Ma cosa è successo al centrodestra a Bronte? Varie dinamiche interne ai partiti hanno causato insomma, uno sfaldamento della maggioranza che faceva capo al sindaco Firarello, problemi interni appunto legati ai partiti e ai singoli consiglieri. Adesso cerchiamo di ricucire un po' tutto il centrodestra attorno al partito Forza Italia ovviamente.
Dopo questa elezione il centrodestra, appunto, che voi volete ricucire, potrebbe tornare assieme? Dipende dalle condizioni, è tutto da vedere, ovviamente alle nostre condizioni a questo punto. Va bene, se non ci sono domande vi restituisco la linea. Grazie Simona, allora quindi non riusciamo a sentire uno dei due vincitori, visto che la partita ancora si prolungherà, perché insomma sono testa a testa, lo ricordiamo, a Bronte i due candidati, Gullotta e Giuseppe Castiglione, quindi il genero del figlio del sindaco uscente Pino Firrarello. Quindi seguiremo ovviamente e vi daremo contezza di questi numeri, di queste elezioni anche attraverso i nostri telegiornali della sera, poi domani ovviamente grandi approfondimenti con dovizie di particolari, quindi restate e continuate a seguirci. Ce ne andiamo in chiusura, quindi saluto Simona Mazzone. Ciao Simona, ottimo lavoro anche oggi. Andiamo invece a Messina, dove vedo Francesco Triolo sempre con una sagoma, con un cartonato di Scurria, non riesce a trovarlo. Il massimo che in quest'ora ha potuto fare è questo Marcello Scurria, arriverà in sede più tardi Luca, quindi bisognerà attendere per le sue prime parole, però il dato che arriva in questo momento da Messina tra proiezioni e primi dati dai rappresentanti di lista sembra segnato il percorso per quanto riguarda la carica di sindaco. C'è poco da fare, tra l'altro Basile correva con 15 liste, adesso si rischia anche ovviamente poi col premio, insomma maggioranza, di rivedere un monocolore o quasi all'interno del Consiglio Comunale di Messina, quindi insomma dicevamo questo è un dato interessante. Ovviamente anche in prospettiva elezioni regionali, perché questo è un dato, come si dice in gergo, che De Luca si scambierà nella costruzione delle coalizioni per la corsa alla prossima presidenza della regione. Quindi grazie Francesco Triolo, ovviamente continuerà il lavoro anche per i nostri telegiornali, lo ricordo il primo su Telecolor alle 19, poi alle 20 su Antenna Sicilia con tutti gli approfondimenti delle amministrative. Chiudiamo con Davide Sardo Agrigento, che mestamente resta con il suo slogan dietro, gentilmente, insomma, però la partita si sta giocando su due fronti diversi Agrigento. Uno è quello che abbiamo sentito prima di Ismaele Lavardera con Michele Sodano e poi con Alonge, Gerlando Alonge, dei partiti di quel che resta del centrodestra. Allora Davide Sardo, ci dai qualche altro dato su Agrigento e sulla provincia? Sì. Velocemente, qui si rischia di chiudere la partita al primo turno, perché Michele Sodano viaggia in un modo impressionante, perché lo sta premiando anche il voto disgiunto. Circa il 70% del voto disgiunto va verso Sodano, che viaggia ad una media di 39,8% dei consensi, con 2.634 voti in testa l'ex grillino Michele Sodano. Alonge è dietro, secondo, con il 35,8% delle preferenze. I voti di Alonge al momento sono 2.378. Partita chiusa per Gentile di Rosa. In percentuale quante sezioni sono state scrutinate, per capire, insomma? 23 su 57. Quindi siamo quasi alla metà, insomma, poco meno. 40%. Mi arrivano notizie che già festeggiano lì da Sodano per questo trionfo, in un certo senso. No, veramente sono là, li abbiamo sentiti poco fa, possiamo provare a risentirli, ma insomma credo che insomma siano molto cauti da quel lato. Allora invece mi diceva Simona Mazzone, mi comunicava in bassa frequenza, che ritorniamo a Bronte, dovrebbe esserci il candidato Giuseppe. Posso darti altri due dati? Certo, vai, e poi ci colleghiamo con Bronte. Allora, per quanto riguarda la provincia siculiana, va verso la riconferma il sindaco Peppe Zambito, che è in testa, sta raddoppiando nei consensi l'aspirante, il duellante Santo Lucia, quindi Zambito dovrebbe essere riconfermato sindaco di Siculiana. E poi Casteltermini, altra riconferma, Gioacchino Nicastro sta per tagliare il traguardo della vittoria, quindi è riconfermato sindaco a Casteltermini Gioacchino Nicastro. È tutto. Grazie Davide Sardo, grazie anche a te per tutto il lavoro svolto in questo pomeriggio. Adesso, dicevo, ci ricolleghiamo con Bronte, perché c'è la nostra Simona Mazzone con Giuseppe Castiglione, che parla in qualità di...
Giuseppe Castiglione, che parla in qualità di candidato sindaco in pectore, cioè che sono in vantaggio in questo momento su tutte le proiezioni che ci sono, quindi sicuramente ancora non abbiamo un dato definitivo, abbiamo dati molto approssimativi, però certamente sono in vantaggio rispetto agli altri candidati. Sono molto contento perché abbiamo fatto prevalere Bronte, il civismo, l'impegno civico a favore della città, tanto entusiasmo, e quindi sono molto contento. È chiaro che aspettiamo l'esito finale, i dati che arrivano, però arrivano dati quasi omogenei da tutte le sezioni, e quindi sono molto contento di quello che si sta verificando. D'altronde avevamo fatto una campagna elettorale molto carica di entusiasmo, c'è tanta passione civica, tanti giovani, e quindi oggi il risultato con 4 candidati penso che sia in linea con le aspettative. Speriamo di fare il balzo finale perché ancora siamo a metà percorso, però siamo molto fiduciosi, e comunque ringrazio veramente Bronte, la città di Bronte, i cittadini, perché sono stati veramente straordinari, pur in una campagna elettorale molto serrata, una campagna elettorale molto tirata. Alla fine la gente ha scelto il senso civico e l'impegno per la città e soprattutto la nostra proposta politica. Scusi Castiglione, ma che percentuali ha? Simona, puoi chiedere che percentuali ha in mano in questo momento Castiglione e su quante sezioni? Perché diciamo, prima abbiamo raccontato un po' un'altra storia, no? Cioè che era una diciamo, competizione elettorale sul filo, invece Castiglione mi sembra molto sicuro di quello che sta dicendo. No, sì. No, siamo sul 35%, è chiaro che penso che sarà un ballottaggio, ma noi ancora speriamo, perché man mano che arrivano i voti la percentuale cresce sempre rispetto ai primi dati. Siamo partiti dal 31-32, oggi almeno le proiezioni che abbiamo siamo quasi al 36%, quindi c'è un crescendo. Comunque anche il ballottaggio sarebbe un grande risultato, sono molto soddisfatto, molto contento, e quindi anche il clima di entusiasmo che si registra non si percepisce se ballottaggio o vittoria al primo turno, però per noi è molto soddisfacente. Vi allereste con gli altri partiti del centrodestra in caso di ballottaggio? Siamo ancora troppo presto, quindi valuteremo i dati, verificheremo, intanto verificare se ci sarà un ballottaggio, con chi sarà il ballottaggio, e quindi è tutto da verificare. Rifletteremo con molta serenità. Sicuramente al ballottaggio, se ci sarà un ballottaggio, porteremo lo stesso entusiasmo del primo turno, quindi vorrei poter continuare a respirare lo stesso clima che abbiamo respirato in campagna elettorale e che respiriamo oggi in segreteria. Senta Castiglione, lei insomma in questi ultimi anni non si è fatto mancare insomma qualche emozione importante, no? Alle ultime elezioni politiche è riuscita a strappare quel seggio in maniera incredibile, diciamo contro ogni pronostico, quindi è stato rieletto alla Camera. Adesso insomma con questa elezione diciamo, delle amministrative, cioè, diciamo, provare a fare il sindaco, adesso vediamo poi i risultati, ovviamente le auguriamo ogni bene, provare a fare il sindaco della propria comunità è certamente, ce lo dicono tutti, un'emozione che va ben oltre ogni carica politica. È così? Assolutamente sì, il mio non è stato al rush finale, l'elezione alla Camera dei Deputati è stata una elezione molto, cioè, tra i primi degli eletti, quindi, però l'emozione c'era tutta, perché tornare dopo 5 anni, esatto, su questo versante sì, ma poi oggi l'emozione è particolare, non c'è dubbio che l'emozione oggi è particolare, perché tornare nella tua città, qualcuno ha detto scendi di grado, io ho detto che aumenta la responsabilità, aumenta l'impegno verso la mia città, ed è chiaro che non rinuncerò alla vita politica, all'agone politico, alla politica, e quindi ci sono tanti appuntamenti nel prossimo futuro dove saremo presenti. È chiaro che oggi mettiamo al centro la città, ma non rinunciamo assolutamente ad una guida, ad un impegno verso la nostra comunità, verso la politica, verso la Sicilia, cioè, quindi insomma, questo risultato
risultato mi lusinga molto, perché era l'impegno più difficile, l'impegno che mi ha procurato più emozione, l'impegno che mi faceva tornare nell'agone diretto dove sono stato candidato ahimè 40 anni fa al Consiglio Comunale, quindi insomma, è un bel risultato, è le elezioni comunali sono sempre un tratto impervio, quindi insomma, invece ho ritrovato tantissimo entusiasmo e devo dire l'apprezzamento della gente e sono molto contento di questo. Io dico sempre che sono anche un bagno di democrazia vera, perché si confronta con le esigenze della propria comunità, ma si ha anche un rapporto veramente diretto con il proprio elettorato, cosa che ahimè, diciamo, senza le preferenze alle elezioni nazionali non avviene più, e so che Castiglione la pensa come me, quindi insomma. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora ringraziamo Giuseppe Castiglione, ringraziamo e saluto ancora una volta Simona Mazzone, grazie Simona per anche questo davvero ultimo contributo, vedremo ovviamente, dicevo, vi daremo poi il risultato diciamo definitivo anche del Comune di Bronte, così come faremo per gli altri all'interno dei nostri telegiornali, quindi mi sembra che per adesso è tutto, non ci sono ulteriori diciamo notizie rispetto a quelle che vi avevamo dato, se non qualche scostamento di percentuale, quindi partite aperte in questo momento solo ad Agrigento, chiuse invece ad Enna e a Messina. Grazie per averci seguito, il punto speciale elezioni amministrative 2026 finisce qui, vi ricordo tutti gli aggiornamenti, quindi restate collegati con i nostri telegiornali su Telecolor alle 19, alle 20 invece su Antenna Sicilia. Il punto nella sua versione classica invece tornerà nel prossimo fine settimana, sabato e domenica su Telecolor e su Antenna Sicilia. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.